Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È venerdì 4 ottobre, credo sia San Francesco oggi peraltro, patrono d'Italia e non solo, sono le 7:31 e andiamo in onda dopo i gatti. Perché? Perché i gatti? Perché non c'è più trippa per gatti, non ve ne siete ancora accorti? Se non ve ne siete ancora accorti avrete tutto il tempo per accorgervene, che non c'è più trippa per gatti, in senso assoluto, particolare, dettagliato, specifico, in relazione al mondo, al paese, alla radio, a tutto quanto. Non c'è più trippa per gatti, che ne minga, sarà buona la meringa, ma che ne minga. Prima pagina dell'agenzia ANSA, dopo aver ricordato radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, per scoprire con estremo gusto che cosa va in onda nel corso della giornata qui a Radio Libertà. L'ANSA apre, l'agenzia ANSA, con il maltempo in Emilia-Romagna. Il Lamone ha rotto ancora l'argine a Traversara, frazione di Bagnacavallo. La frazione era stata evacuata precauzionalmente. Dopodiché abbiamo in primo piano i nuovi raid a Beirut, obiettivo dei nuovi raid il successore di Nasrallah, cioè il vertice di Hezbollah. Il governo italico, Giorgetti, il ministro dell'economia, parla di sacrifici per tutti nella manovra, va giù la borsa dopo le parole del ministro dell'economia. Allarme infiltrati al corteo pro-Palestina di sabato, non autorizzato mi sembra, a Roma. Parla la dottoressa Boccia, da Pompei alla TV La 7, la vittima sono io, Elkan lascia Gedi, Orfeo il nuovo direttore di Repubblica, sempiterno Mario Orfeo che ha diretto praticamente tutto, non solo in Rai, e poi ancora primo piano su Mattarella, le istituzioni, questa è bella, segnatevela, andate a prendere il lapis e anche un bel foglio bianco, fate la punta al lapis e segnate la frase del Presidente della Repubblica, 2 punti, virgolette, le istituzioni abbiano rispetto per la stampa. Forse intende quella di Gutenberg. Comunque, le istituzioni abbiano rispetto per la stampa. Il potere, ha detto, segnatevi anche questa perché è molto bella, il potere è tentato di limitarne, della stampa, la libertà, sia plurale. La stampa, il potere, tutte e due devono essere plurali. Comunque segnatevi queste 3 frasi perché sono memorabili, vi accompagneranno per il resto della vita e vi conforteranno quando vi sentite tristi. Le istituzioni abbiano rispetto per la stampa, il potere è tentato di limitarne la libertà, sia plurale, giusto? Esatto. Mentre sempre dalla prima pagina homepage dell'agenzia ANSA di stamani, aumentare le sigarette di 5 euro a sostegno della sanità pubblica, la richiesta degli oncologi, un ricavo da 13 miliardi, il fumo è causa del 90% dei tumori al polmone. Un emendamento in tal senso finisce in manovra. E sempre dalla prima pagina dell'ANSA, Salvini, mi occupo di soldi per le ferrovie e non pianto chiodi. Sui chiodi vedremo poi svariati ricami. Stati Uniti 2024, Melania Trump ammette sostengo i diritti delle donne, anche l'aborto. L'ex First Lady ammette di essere un'appassionata sostenitrice dei diritti delle donne a decidere sul proprio corpo. Qualcuno dice non è proprio in linea col maritino. Sempre dal primo piano dell'ANSA di stamani, morti sospette, la Cassazione annulla la soluzione dell'infermiere, l'infermiere alla RSA di Offida. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Ancona nei confronti di Leopoldo Vicchi, infermiere alla RSA di Offida, non so come si dice, Ascoli Piceno, al centro del caso delle morti sospette di diversi anziani ospiti. Non ho fatto in tempo a verificare se si dice Offida o Offida, mi perdonerete. Mentre lasciamo il primo piano dell'agenzia ANSA andando alla politica, laddove compare il ministro degli esteri, leader di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani, che al Senato dice in arrivo un volo charter da Beirut con 180 italiani. E per quanto riguarda l'Ucraina, l'Italia non è isolata sui limiti alle armi a Kiev.
Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi a tamburo battente perché abbiamo pochissimo tempo e non c'è più trippa per gatti. In primo piano su Avvenire, attacco al petrolio, gli Stati Uniti sempre più attivi accanto a Tel Aviv. Biden fa sapere sono al vaglio raid dei caccia sugli impianti. Gli Stati Uniti sempre più attivi sul Medio Oriente accanto a Israele. Nel tentativo, ha detto il presidente Biden, di far sì che la reazione israeliana ai missili iraniani si diriga verso gli impianti petroliferi, una dichiarazione che ha fatto subito impennare le quotazioni del greggio e introduce una nuova variabile sullo scacchiere del conflitto. In attesa delle mosse israeliane sul fronte iraniano, ieri è proseguita l'azione su quello libanese. Dalla prima pagina di Avvenire, sui prof precari l'Italia è rimandata, se non è una bocciatura poco ci manca, la voce dei precari della scuola italiana arriverà fino in Lussemburgo. La Commissione europea ha annunciato il deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione Europea a Lussemburgo per aver violato le norme europee sul lavoro a tempo determinato nel settore scolastico e aver fatto nulla per porvi rimedio. Parla il ministro Giorgetti, sacrificio per tutti, stavolta il prudente Giorgetti, scrive Avvenire in prima pagina, ha trascurato la sensibilità dei mercati al capitolo tasse a chi ha soldi e ha dovuto passare la giornata a Giorgetti a spegnere l'incendio causato dalle sue parole, che magari l'opinione pubblica non finanziaria aspetta siano davvero realizzate. E adesso fategliele pagare le tasse a chi ha soldi. La manovra richiederà sacrifici da tutti, dice il ministro del Tesoro all'agenzia economica Bloomberg, ma la sola idea di chiedere un contributo alle imprese dei settori in cui sono maturati buoni o ottimi profitti, banche ma anche la difesa, le armi, fa scivolare la borsa di Milano, meno 1,5%, la peggiore ieri in Europa. Spinto anche da Palazzo Chigi, il ministro del Tesoro deve poi rassicurare nessuna nuova tassa, smentita anche l'ipotesi di alzare l'accisa sul diesel, ma un riallineamento con la benzina è previsto nel piano di bilancio, il PSB. L'ira di consumatori e autotrasportatori. Poi tangenti ANAS nel mirino, capirai che novità. A 24 ore dal blocco della circolazione ferroviaria sul nodo di Roma, polemiche e disagi sui binari, ma le strade non stanno meglio. 9 gli indagati in un'inchiesta della Procura di Milano che vede sotto la lente la variante Tremezzina sul lago di Como tra le opere per Cortina 2026. 2 dirigenti avrebbero intascato 846.000 euro. Niente male, insomma, per 2. Diviso 2 fa una bella cifretta. Da Avvenire passiamo al Corriere della Sera, il quale apre con Giorgetti che chiede sacrifici a tutti, specie ai ricchi, pensa un po'. Le frasi del ministro, poi la nota no a nuove tasse. Stiamo per approvare una legge di bilancio che chiederà i sacrifici di tutti. Per la verità Giorgetti non ha detto i ricchi, ha detto tutti. E nel tutti ci siamo dentro tutti, se le parole hanno un senso. Così il ministro dell'economia, che ha fatto allarmare non solo il mondo delle imprese. Forza Italia si smarca e interviene il ministro del Tesoro, no a nuove tasse. Insomma, sì, no, forse, ba, bo, bi, bo, bu, bianco, nero, verde, giallo, rosso, tutto in una volta sola. In Liguria bufera per le parole, anzi dopo, più che in Liguria, dappertutto, bufera sulle parole dell'ex senatore 5 Stelle Morra, il quale è intervenuto sulla candidatura di Bucci, sindaco di Genova, malato di cancro, a presidente della giunta regionale della Liguria. È malato e potrebbe non finire il mandato, bufera su di lui. È un intelligentone, l'ex presidente della commissione antimafia Morra. Melania Trump a difesa dell'aborto, Treni sospesa la ditta sotto accusa per il guasto, il famoso chiodo che ha fermato l'Italia. Walter Veltroni che da par suo si occupa della politica, della democrazia, della crisi, dire no non basta, questa qui va segnata accanto alla frase del presidente Mattarella, anche questa è una frase memorabile, dire no non basta. Quando siete in difficoltà in qualche discussione in società, con gli amici o persone che conoscete per la prima volta, insomma volete fare bella figura, una frase tipica può essere dire no non basta. Così ve la cavate senza dire niente, così fate bella figura a buon mercato. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera se n'è andato, è morto il re della capannina, Gherardo Guidi, 83 anni, colpito da malore nella sua casa in Versilia. Se ne va un mondo di estati felici, di concerti e star sul palco, da Gloria Gaynor e Grace Jones, Patti Bravo, Ray Charles e via dicendo. La capannina in Versilia, mitica. Quella degli anni che furono, il sorpasso, Gasman, il boom economico
e via dicendo. Ipotesi di attacco ai siti petroliferi iraniani, questo è il titolo del Corriere della Sera, come abbiamo visto già su Avvenire, i siti petroliferi iraniani possibili obiettivi. E poi i carabinieri pronti a ritornare in Palestina. I vertici delle forze armate di Washington e Gerusalemme hanno chiesto all'Italia di iniziare a pensare al ritorno in Israele dei nostri carabinieri stimati da tutti per addestrare la polizia palestinese. Il caffè di Massimo Gramellini ci porta dalle parti del professor Bassetti, il virologo che conoscete tutti, il quale si è incazzato perché una pattuglia di vigili è andata a casa sua, è andato sui social con la faccia tirata, ha denunciato di essere rimasto vittima, scrive Gramellini, di una odiosa discriminazione. Perché? Perché in occasione della festa del compleanno il figlio sedicenne ha alzato un po' il volume della musica in casa. Sono arrivati i vigili, posseduti dall'insana smania di stilare un verbale. Se nel video Bassetti si limitasse a minimizzare le colpe del suo figliuolo e a criticare i vicini dall'udito sensibile che per troppo zelo hanno mobilitato la polizia municipale, tutto rientrerebbe nel cliché dell'italiano che, colto in fallo, estende la sua autoindulgenza ai parenti prossimi. E invece non si è fermato lì l'infettivologo, il virologo, la virostar. Il virologo, divenuto popolare ai tempi Covid, si è spinto ben oltre. Cosa ha fatto il professor Bassetti? Ha accusato i vigili urbani di invidia sociale nei confronti di chi, come lui, abita nei quartieri residenziali. Ha rinfacciato loro di comportarsi da deboli con i forti e da forti con i deboli, con ciò autoassegnandosi la patente di debole, smentita dal buonsenso e dal senso del ridicolo. Non pensiate che Bassetti rappresenti un caso isolato, moraleggia impareggiabilissimamente e molto da par suo Massimo Gramellini. Il mondo è pieno di persone influenti e famose che si sentono perseguitate per il solo fatto di essere tali e accusano le istituzioni di favorire sfacciatamente i poveri diavoli. Speriamo che si tratti di un virus, perché in tal caso il professor Bassetti, avendolo già preso, potrebbe aiutarci a trovare gli anticorpi. Grattarsi sotto le ascelle per ridere alla fantastica battuta di Massimo Gramellini. Pur tuttavia, noi andiamo a vedere il video in questione del professor Bassetti. Gustatevelo qua, se state guardando sul 252 del digitale terrestre o sulla vostra app o sul sito di radiolibertà.net. Un po' piccolino la schermatina che c'è lì sul sito, dovete ingrandirvela, però insomma qualcosa ne ricavate. Intanto guardatevela qua, la performance del virologo della Virostar, il professor Bassetti. Quindi praticamente mi stanno facendo un ammonimento perché praticamente festeggiavo mio figlio di 16 anni alle 11:30 con musica in casa. Questa è Genova. Vi faccio vedere la situazione della città. Guardate bene la città a quest'ora. Ecco, questo è il verbale che ho appena ricevuto dalla polizia municipale di Genova. Ha ricevuto il verbale. Perché alle 11:30 c'era un po' di musica a casa per il compleanno di mio figlio. Sono appena stato ammonito dalla polizia municipale di Genova, che è venuta a suonarmi alla porta, naturalmente sollecitata da qualcuno, dicendomi che la musica in casa mia era troppo elevata. Ricordo che stavo festeggiando il compleanno di mio figlio di 16 anni, avevamo una musica veramente leggerissima, senza che desse fastidio a nessuno. Ma la domanda che mi faccio da cittadino di questa città e cittadino italiano è: ma lo stesso tipo di trattamento avverrebbe se quello che ho fatto io a casa mia, nel mio quartiere, fosse avvenuto nei vicoli della città di Genova? Cioè, se qualcuno avesse fatto musica più alta in via del Campo, in via Pre o in altre zone della città? La sensazione è che qua si sa essere deboli coi forti, ma molto forti coi deboli, e allora questo non è la città in cui evidentemente io voglio vivere. Io voglio vivere in una città dove la sicurezza è mantenuta in tutta la città. Troppo spesso abbiamo visto polizia municipale fermare ragazzini che non avevano fatto nulla nel nostro quartiere e non fare nulla in quartieri dove evidentemente succedono cose ben più gravi che nel nostro, purtroppo. La regola del debole coi forti e forti coi deboli qua a Genova continua imperterrita.
Quindi il professor Bassetti deve smetterla di votare Bucci, di centrodestra, e andare a votare Orlando, centrosinistra PD. Noi ce lo ricordiamo però in un'altra maniera, quindi diremmo che un consiglio sempiterno è: canta che ti passa. Meglio così, no, canta che ti passa, professor Bassetti, provi a cantare che magari le passa. Il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina stamattina con San Giuliano che chiamò la dottoressa Boccia per fare fronte comune. Esclusiva, sgub, l'audio dell'ultima telefonata alla vigilia dell'intervista al TG1. Ma guardateli qua che carini che erano quei due qui. Peccato che la coppia è scoppiata, poi Meloni lo cacciò. I due parlano mezz'ora dell'incontro con la Premier e della nomina che non si può fare. Ma perché? Perché non posso dirtelo al cellulare, dice lui. Erano ancora tutti cicip e cicciap fino all'ultimo minuto, diciamo. San Giuliano chiama Boccia, scrivono Thomas Mackinson e Maddalena Oliva sul Fatto Quotidiano. Ecco l'ultima telefonata. Non solo gossip. La sera del 309 i due parlano, 3 settembre, parlano per mezz'ora dell'incontro con Meloni, dei viaggi, della nomina che non si può fare. Non posso dirlo al cellulare, dice lui. Pronto, ti disturbo, Maria Rosaria? Come stai innanzitutto, il mielosissimo ministro della cultura uscente? La storia che vi stiamo per raccontare non è gossip, non è questione personale, scrive il Fatto. È la sera del 3 settembre 24. L'allora ministro San Giuliano chiama la Boccia, la mancata consulente grandi eventi. Qualche ora prima di questa conversazione San Giuliano era stato convocato da Meloni per chiarire la sua posizione su uno scandalo che aveva superato i confini della vicenda personale diventando questione politica e poi da lì a 72 ore le dimissioni. Il giorno dopo, 4 settembre, San Giuliano andrà di fronte al direttore del TG1 Gianmarco Chiocci, cioè il giorno prima era lì ancora tutto cicip e cicciap e il giorno dopo va al TG1 col direttore Chiocci per raccontare la sua verità e chiedere scusa, oltre che alla moglie, alla Premier e ai collaboratori. Davanti alle telecamere del TG1 il ministro aveva detto: io l'ho chiamata ieri, i nostri rapporti si erano interrotti l'8 agosto, l'ho chiamata per dirle di essere corretta e precisa nelle informazioni. Lei sa che ho pagato io per le sue trasferte, bisogna essere precisi. Le ha detto solo questo? Chiedeva il direttore del TG1. Sì, rispondeva il ministro, sostanzialmente questo. Il Fatto è in grado di documentare passaggi salienti di questa telefonata che ha contenuti di rilevanza pubblica, perché a parlare è un ministro in carica e perché molti dei dettagli raccontano tutt'altra verità rispetto a quanto aveva detto San Giuliano. Se volete documentarvi le pagine interne del Fatto Quotidiano. Ciccia, ma guarda che bella coppietta che erano, dai, su, come siamo cattivi, li abbiamo fatti scioppare. Mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, Francia, il premier Barnier finge di tosare i ricchi con la patrimoniale, ma vara una manovra di tagli a sanità e welfare, tanto per cambiare. Ma non avevano vinto sinistra e destra sociale. Ciao ciao, popolo bue. Retata di cacicchi nel Partito Democratico, dalle fritture alle tangenti, Alfieri in carcere, era un deluchiano, un amico di De Luca, ora Schlein lo sospende. Ma quale chiodo? Fuori uso il sistema elettrico di riserva, questo spiega il maxi disastro dei treni, titola il Fatto in prima pagina. A pagina 18, il 18 lo rifiuto, diceva Sergio Vastano impersonando il Bocconiano ai tempi del drive-in, ve lo ricorderete voi vecchiotti come noi. Altro che chiodo, treni in tilt, il sistema elettrico di riserva non funzionava. L'errore ha svelato un difetto ben più grave che non un miserabile chiodo. La colpa, via la ditta dell'errore, ma andava scortata. Vediamo un po'. C'è un mistero, scrive il Fatto, sollecitando la nostra curiosità, dietro il caos che l'altro ieri ha sconvolto la circolazione sulle ferrovie, bloccando convogli e migliaia di passeggeri, decine di migliaia. Il guasto ha una cabina di alimentazione tra le stazioni romane di Termini e Tiburtina, la rottura di un cavo che alle 6:30 del mattino ha fatto cadere la linea sullo snodo strategico e spaccato in due la penisola. Questo solleva domande finora senza risposta da Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo Ferrovie che gestisce gli impianti. La responsabilità è stata scaricata dal ministro Salvini sulla catena del subappalto. Il gruppo Ferrovie ha sospeso i contratti con una piccola società di
Fontana Liri, Frosinone, la Str 92, Str sta probabilmente per strada, non oso immaginare di peggio, con 32 dipendenti tra fissi e interinali. Secondo Ferrovie sarebbe loro la responsabilità di aver piantato il chiodo sui cavi che portavano alla centralina. Ma molte fonti concordano, i sistemi sono progettati per restare attivi anche se danneggiati. Perché non hanno funzionato? Secondo un tecnico di rete ferroviaria, consultato dal Fatto Quotidiano, ammesso che la ditta esterna abbia piantato il chiodo, va capito se ai lavori era presente il personale di rete ferroviaria, si deduce di no, che deve sempre scortare gli uomini delle ditte in appalto. Inoltre il sistema di continuità usato da rete ferroviaria, chiamato UPS, è progettato per far scattare due sistemi ausiliari di continuità se salta la corrente: batterie e gruppi elettrogeni per mantenere l'alimentazione degli apparecchi centrali computerizzati. Se la linea del sistema di segnalamento cade, i treni automaticamente si fermano. Stavolta questo salvagente non ha funzionato. In tilt il sistema elettrico di riserva. Questo il problema secondo il Fatto Quotidiano, secondo la fonte del Fatto, che sarebbe un qualificato tecnico di rete ferroviaria italiana. Senza alimentazione ausiliaria di emergenza tutto si è disconnesso. Guasto analogo a giugno a Milano. Crollo di tensione, in tilt gli apparati, ritardi a cascata a decine di treni. Stavolta il danno è stato pesantissimo perché ha coinvolto uno snodo nevralgico. Un guasto simile, scrive ancora il Fatto Quotidiano, non dovrebbe mai capitare e il compito di garantire l'alimentazione ausiliaria di emergenza è di Rete Ferroviaria Italiana, ovvero della società RFI, che è società del gruppo Ferrovie dello Stato. Così sul Fatto Quotidiano di oggi. Mentre cosa c'è ancora di interessante sul Fatto Quotidiano in prima pagina? Cybersicurezza, agenzia in ritardo, premi ai manager, l'hackeraggio di 33 milioni di dati da parte di un pirlotto 24enne, uno qualunque che ha spiato tutta l'Italia. Ancora dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, Will, il tesoriere e 1.200.000 euro spariti, soldi all'estero e villette. Magna te che magno anch'io, soprattutto magno io però. A pagina 17 del Fatto Quotidiano c'è un'altra storiaccia di ruberie e di magnamenti. Vale a dire, adesso ci arriviamo un attimo solo perché me la sono persa, Will FPL spariti 1.200.000 euro, soldi all'estero e nelle villette. I pubblici ministeri hanno fatto analisi sui conti del sindacato. Il tesoriere girò 145.000 euro sulle sue carte, oltre 300.000 alla cooperativa del cugino del papà di Renzi, il quale però è estraneo stavolta all'indagine. L'indagine della Procura di Roma prende le mosse da una serie di denunce presentate nel 2023 dalla Will FPL commissariata, arrivate al termine di una due diligence voluta dall'allora neo segretario generale della Will Pierpaolo Bombardieri. Il commissariamento era arrivato per altri motivi. L'indagine ha portato poi alla luce anomalie nei conti che hanno indirizzato la successiva inchiesta della Guardia di Finanza. Will FPL, cos'è che vuol dire esattamente? Scusate, adesso lo googoliamo al volo. Will FPL sarà funzione pubblica, immagino. No, Federazione Poteri Locali. I contratti collettivi nazionali, Will FPL, Federazione Poteri Locali. Cos'è che era? L'abbiamo visto prima. Comunque la Will, il segretario Bombardieri si è ritrovato questa roba nuova, ha fatto l'indagine. Andiamo alla prima pagina di nuovo del Fatto Quotidiano per dare un'occhiata anche alle diete e alle fritture, vale a dire il pezzo del direttore Marco Travaglio. Ieri a Salerno hanno arrestato un po' di gente del presidente De Luca, un po' di deluchiani, per corruzione e appalti truccati. Anche il famoso Franco Alfieri, ex sindaco di Torchiara, poi Agropoli, con l'88,99% dei voti, e ora di Capaccio Pestum, e contemporaneamente presidente della provincia di Salerno, già prescritto in un altro scandalo di tangenti. Famoso l'Alfieri perché nel 2016 De Luca, che aiutava Renzi a raccattare voti in Campania per il sì al referendum sulla sua schiforma incostituzionale, riunì in un hotel centinaia di sindaci e amministratori e disse che dovevano fare clientelismo come il fedelissimo Franco Alfieri. L'audio, scoperto dal nostro Fabrizio D'Esposito, uscì sul sito del Fatto Quotidiano. Prendiamo Franco Alfieri, notoriamente clientelare, diceva De Luca.
Come sa fare lui la clientela lo sappiamo, una clientela organizzata, scientifica, razionale, come Cristo comanda. Che cosa bella, diceva De Luca. Ecco, l'impegno di Alfieri, il sindaco arrestato ieri, suo amico, sarà di portare a votare la metà dei concittadini, 4.000 persone su 8.000. Li voglio vedere in blocco, armati, con le bandiere, andare alle urne a votare sì. Franco, vedi tu come Madonna devi fare. Offri una frittura di pesce, portali sulle barche, sugli yacht, fai come cazzo vuoi tu, ma non venire qui con un voto in meno di quelli che hai promesso, diceva il fantastico De Luca al suo amico sindaco della frittura. Nel 2019, appena Don Franco divenne sindaco del suo terzo comune, Capaccio Pestum, sfilò per il paese un carosello di auto in festa, più 5 ambulanze a sirene spiegate, appartenenti a una onlus legata a un pregiudicato per tentata estorsione con metodo di camorra. Noi, ingenui, pensavamo che almeno il sindaco Alfieri il PD lo avesse cacciato. Prima e dopo l'elezione a segretaria, la Schlein era stata categorica. Caccerò i cacicchi e i capibastoni. Invece Mister Fritture l'hanno sospeso ieri, appena è entrato in galera. Il rinnovamento lo fanno i carabinieri, non la Schlein. Lasciamo il Fatto Quotidiano e andiamo a vedere adesso la prima pagina di che cosa? Il Giornale. Veloci, perché qua il tempo passa e non c'è più trippa per gatti. Una tantum, ecco chi pagherà. Si va verso la manovra. Il ministro Giorgetti ha chiesto sacrifici per tutti. Dopodiché ha cambiato opinione, spaventa i mercati, Meloni si incazza, poi il chiarimento nel mirino i profitti delle grandi aziende, no tutti, no il popolo bue, solo le grandi aziende. Così il popolo bue gode. E sempre dalla prima pagina del Giornale parla Letizia Moratti, non è il momento per nuove imposte, dice donna Letizia, il Papa si confessa, devo pregare di più, a volte ho l'aridità anch'io. E poi da Striano una spiata ogni minuto e 21 secondi. I calcoli li ha fatti Gianluca Cantalamessa, componente della commissione antimafia, che avremo con noi alle ore 9 per il Qui Parlamento Senato. Mentre sempre dalla prima pagina del giornale Felice Manti si occupa dello sciacallo a 5 Stelle, Nicola Morra, già presidente della commissione antimafia. Bucci è malato, non votatelo, ha detto il simpatico esponente dei 5 Stelle. Terremoto a Repubblica, via Molinari, via Elkan, e poi Filippo Facci quando la sinistra boicottava anche l'autostrada del Sole, i 60 anni dell'autostrada A1, che all'epoca non piaceva ai comunisti. Il Tempo di Roma mette in apertura, lo vediamo al volo, Pasdaran, col simbolo però PD, il simbolo del Partito Democratico, manifestazioni a favore di Hezbollah, preghiere per Nasrallah, il capo di Hamas, così gli amici dei terroristi scendono in piazza e la sinistra di Ali Schlein tace e acconsente. In primo piano sul Fatto sul Tempo di Roma anche la questione dell'inchiesta sugli spioni. L'ex capo di Striano e compagnia dice che era il procuratore Laudati a controllare il tutto, a delineare i contorni del verminaio ordito dagli spioni. È stato Giovanni Russo, oggi al vertice del DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, le carceri, ma all'epoca del dossieraggio responsabile del servizio di contrasto patrimoniale in cui lavorava anche il cosiddetto gruppo degli spioni, cioè quelli addetti alle SOS, le segnalazioni di operazioni sospette della DNA, la Direzione Nazionale Antimafia. Insomma, era responsabile servizio contrasto patrimoniale, che era il settore in cui lavoravano gli spioni. Ha parlato ieri, ce ne parlerà poi lo stesso senatore Cantalamessa alle 9, mentre dal Tempo passiamo a Repubblica. Repubblica si occupa delle tasse di Giorgetti, dell'anno nero dei trasporti, 10.000 interruzioni sulla linea ferroviaria, dell'ok dato da Joe Biden ai raid di Israele contro le raffinerie e il petrolio, insomma, in Iran, e non è poco. C'è in prima pagina anche Elon Musk con Arnaud in Francia, il derby tra Europa e Stati Uniti, i nuovi ipermiliardari e un'intervista al vecchio François Hollande, già presidente della Repubblica Francese. La diplomazia europea deve evitare la guerra e tante belle altre minchiate. Dalla Repubblica passiamo alla Stampa di Torino. La Stampa apre la sua prima pagina, poi andiamo in pagina, andiamo subito, facciamo una piccola pausa di un minuto circa,
Sentiamo, non so, musica, mettiamo un pezzo musicale, ma così ci ricordiamo cosa è successo oggi nella storia della musica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Cipriani Potter, nome completo Philip Cipriani Humbly Potter, nasceva oggi, in quel di Londra, nel 1792. Abbiamo ascoltato una sua serie di variazioni su un tema di Rossini, molto gustose, molto snob, come si conviene a noi qui a Radio Libertà, dove di trippa per gatti non ce n'è più. Andiamo a vedere la prima pagina adesso della Stampa: tasse sui profitti, gelo Giorgetti Meloni e poi petrolio dell'Iran, la minaccia di Netanyahu, pronto a colpire i pozzi. Biden si dice disponibile a parlarne, vola intanto il prezzo del greggio. Cacciari definisce delirante il corteo pro Hamas, sui treni l'ira di Salvini, sospesa l'azienda, l'Italia al chiodo per altri 10 anni. Scrive la Stampa in prima pagina. E poi Verbania, medici in fuga, così muore la sanità. Questa è una storia che adesso leggeremo più in dettaglio all'interno dei 3 pezzi per il sito di Radio Libertà. Il mio nuovo museo egizio lo presenta il direttore Cristian Greco, che racconta in anteprima il museo del bicentenario. E infine andiamo a vedere anche la prima pagina della Verità, apertura dedicata alla commissione Covid. Partono subito le imboscate. Dopo aver ignorato tutte le carte processuali imbarazzanti per Speranza e compagnia, il Corriere della Sera denunzia. Francesco Borgonovo ha deciso improvvisamente di pubblicare le chat dei legali delle vittime, cercando di farli passare per approfittatori. L'avvocato Locati parla di frasi estrapolate da una causa laterale. L'avvocato Locati, che conosciamo benissimo, l'abbiamo sentito tante volte a Radio Libertà, Consuelo Locati, replica al Corriere della Sera: assistiamo i parenti delle vittime per dare loro giustizia e non per arricchirci. Il Corriere evoca un tentativo di lucrare sui morti. Più familiari aderivano alla causa, più si rafforzava. Purtroppo la volontà di discredito, scrive il quotidiano La Verità intervistando l'avvocato Consuelo Locati, coinvolge persone che già hanno sofferto lutti indicibili. Bisogna quantificare il danno o la domanda di risarcimento è dichiarata inammissibile. Per questo si faceva riferimento a delle cifre, perché bisognava quantificare il danno. Nel frattempo, il quiz dell'Emilia Romagna: noi bravi o più bravi? La regione inaugura una campagna elettorale con un questionario pagato con soldi pubblici sul proprio operato, denunziato impareggiabilmente da Giorgio Gandola. Prima pagina ancora della Verità, con Giorgetti che avverte: sacrifici per tutte le aziende, saranno tassati i profitti e ricavi. E poi l'odio arabo per l'Iran. Deciderà le elezioni americane? Biden-Harris hanno sdoganato gli ayatollah, i sunniti americani si schierano con Trump. Vediamo pure Libero. Il quotidiano Libero apre la prima pagina con gli scontri, la marcia anti-ebraica di sabato a Roma, e la sinistra coccola chi sta preparando gli scontri. Corteo a Roma per celebrare le stragi del 7 ottobre, vietato, ma a migliaia annunciano ci saremo. Sarà come a Genova, col plauso di PD, 5 Stelle e soci.
Via gli sconti sul gasolio? Lo chiedeva il Partito Democratico, se dovessero farlo, però l'hanno smentito, quindi non lo faranno quelli al governo. Nel frattempo, scrive Daniele Capezzone, in piazza per Hamas, non parlateci di adunata per la pace. Il libro di Elly Schlein non vende, scrive ancora Libero, Elkan si ritira da Repubblica, orrore, commenta Pietro Senaldi, il cancro usato contro il sindaco Bucci che si prepara a correre per la regione Liguria. Mentre andiamo adesso a vedere i 3 articoli, ci andiamo velocissimamente, i 3 articoli che faranno parte del giro di rassegna stampa sul sito di radiolibertà.net. Il primo riguarda una cosa che ha dell'incredibile: un 24enne è riuscito a spionare tutta l'Italia, altro che Striano. Striano almeno stava con tutti gli strumenti che aveva a disposizione, tutte le banche dati, Serpico e tutto il resto, stava nelle istituzioni, aveva a disposizione tutti i modi per spiare i cittadini italiani. Questo qui da solo, da casa sua, in una stanzetta della Garbatella a Roma, si è spiato l'Italia uguale. Bisogna dargli un premio a questo qui, bisogna assumerlo, dargli un grandissimo ruolo, altro che metterlo in galera. Ministero, Telecom, Guardia di Finanza, così un 24enne, incredibile ma vero, ha bucato l'Italia. Lo raccontano sul Fatto Quotidiano Vincenzo Bisbiglia e Antonio Massari. Da un monolocale il signor Carmelo Miano, ragazzetto 24enne, entrava nei database, ha scaricato i dati di 36 milioni di telefoni e da 26 server. Una stanza, ha spiato anche il pubblico ministero dell'inchiesta Renzi Mancini, quello del esponente, il numero 2 dei servizi segreti che incontrava Renzi in autogrill. Ve lo ricorderete. Una stanzetta, un monolocale al quartiere romano della Garbatella. Era il quartier generale dell'incredibile, del terrificante Carmelo Miano. E pronunziate questo nome con paura. Gli investigatori avevano piazzato una telecamera dietro la sua scrivania e lui spiava le procure che lo indagavano, scaricava le informative che lo riguardavano, loro spiavano lui che li spiava. Da quella stanzetta aveva messo le mani, attenzione, sull'intero sistema informatico del Ministero di Giustizia. Giustamente il Fatto mette a commento della notizia una foto dove c'è il ministro Nordio che si mette una mano sugli occhi, come dire, oh signor, che figura DM. Scaricavano le informative che lo riguardavano e loro spiavano lui che li spiava. Questo qui stava spionando l'intero sistema informatico del Ministero di Giustizia. Di più, aveva cambiato l'intera architettura informatica dell'intero ministero. Questo è il Ministero della Giustizia, niente meno. Aveva modificato i parametri dei firewall per non poter essere individuato. Un danno immenso all'intera infrastruttura. Di fatto, l'amministratore del dominio del Ministero di Giustizia era diventato lui, che era inquisito. Consultava, scaricava, cancellava migliaia di atti giudiziari segretissimi, come se fosse la sua gigantesca emeroteca. La difesa cibernetica dello Stato italiano si è inchinata a un ragazzo di 24 anni. Ma ci pensate che storia è questa? Per lui è stato come avere le chiavi di casa, quelle del paese, scrivono gli investigatori. Alcun sistema di sicurezza, alcun firewall pur esistente è stato in grado di rilevare e arrestare la condotta dell'intruso, che ancora una volta ha cancellato ogni traccia del suo passaggio. Scrivono gli inquirenti testualmente: aveva il Ministero di Giustizia sotto il proprio controllo. Ma questo qui bisogna fargli tanto di cappello, ma bisogna farlo non dico premier, ma assumerlo, ma a posti alti questo qua. Oltre alla sua ditta individuale che gestisce col padre, il dottor Miano, non so se sia dottore, ma comunque il 24enne spione risulta ai pubblici ministeri dipendente della NTT Data Italia SPA, colosso giapponese di consulenza informatica. Ma lo hanno aiutato anche una serie di incomprensibili errori nella cyberdifesa italiana. Il 26 ottobre del 21 Miano entra nel sistema centralizzato della Guardia di Finanza, porta d'ingresso la rete satellitare di Telespazio SPA, società di Leonardo Finmeccanica che si occupa di cybersicurezza. Come? Attraverso i computer di bordo della nave pattugliatore Greco, in quel momento ormeggiata a Brindisi. Dalle indagini si scopre un dato inquietante, scrive il Fatto Quotidiano. Tanto più se consideriamo che la Guardia di Finanza è un corpo militare,
cioè la postazione digitale della nave non aveva antivirus e all'utenza del comandante si poteva accedere senza password. 11 luglio 21, Miano porta il suo attacco alla rete di Telecom. Viene da ridere. È un'altra Caporetto. L'allora 21enne viola le credenziali di un dipendente di una società del gruppo, resetta la password ed entra come se fosse a casa sua. Preleva i database di 36 milioni e mezzo di abbonati alla società di telefonia, un terzo degli utenti mobili di tutta Italia. Per fare che? Scrivono i PM. Aveva poi eseguito ricerche mirate sulle posizioni private dei pubblici ministeri e degli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano condotto le indagini su di lui per conto della procura di Brescia. È quasi un avanzamento militare e grazie all'ingresso nei server della Telecom che Miano ottiene poi le credenziali per entrare nel Ministero della Giustizia, da cui scarica 23 server di dati. Ogni server contiene decine di terabyte di file, cioè una quantità di materiale enorme. In che modo? Effettuando connessioni in desktop remoto, stessa tecnica che usano i tecnici del computer quando a distanza entrano nelle aziende per correggere gli errori. Così il 24enne ha bucato l'Italia. Ministero di Giustizia, Telecom e Guardia di Finanza. Niente male. Un'altra questione invece, tutt'altra questione, affronta il quotidiano Domani a pagina 7, l'insostenibile mestiere dei caregiver, cioè le persone che si occupano dei propri cari, una cura non riconosciuta dallo Stato, senza diritti, senza tutele, aspettano una legge. Circa l'80% degli 8 milioni e mezzo di caregiver familiari sono donne. Poi caregiver significa, tradotto appunto semplicemente, persone che si prendono cura di propri familiari che non stanno bene, che sono malati. Costretti a lavorare part-time o a non lavorare, servono norme e risorse, dicono le associazioni. La situazione è frammentata, le regioni hanno emanato normative non omogenee. Carla ha 48 anni, vive da sola con la madre, persona con disabilità 85enne, di cui si occupa a tempo pieno. La presa in carico della persona è tutta sulle sue spalle, nonostante l'aiuto sporadico di qualche badante quando lei è al lavoro, sostenuta economicamente con un assegno di accompagnamento della madre che però non è sufficiente. Durante la giornata, dice Carola, io lavoro alcune ore, quando torno a casa ci sono sempre solo io, tutti i giorni, compresi sabato e domenica. In caso di emergenze devo rientrare e gestirle. La figura di Carola ha un nome, caregiver familiare, una figura non ancora riconosciuta dallo Stato, spesso senza diritti e senza alcun tipo di compenso economico, nonostante il report di cittadinanza attiva del 2023 contasse ben 8 milioni e mezzo di italiani in queste condizioni nel 2022, cioè 8 milioni e mezzo di italiani che danno cura, assistenza a un proprio parente, a un proprio caro, a un familiare che o è disabile o sta male. Persone che frequentemente rinunciano a spazi della propria vita lavorativa, sociale e affettiva per prendersi cura delle persone care, anche fuori dallo stretto nucleo familiare. C'è una fragilità di questa figura legata a diritti mancati di cui spesso non si parla, come quello alla salute e al diritto al voto, come racconta Carola. Abbiamo preso entrambe il Covid, mi sono dovuta occupare di lei che stava peggio di me. Ci dovrebbe essere un percorso di tutela tra ASL e servizi sociali, ma con un ISEE molto basso, al quale non è mai riuscita Carola ad accedere. Ci sono problemi ai quali nessuno pensa, ad esempio il fatto che a mia mamma fanno i prelievi a casa, ma per me non sono previsti. Come faccio a curarmi se devo lasciare mia madre sola a casa? L'ultima volta mi hanno fatto un favore, hanno fatto un prelievo anche a me. Le persone che svolgono la mansione di caregiver rinunciano a curarsi, oltre alla salute, anche a esercitare i propri diritti è un calvario, come quello legato per esempio anche al voto, banalmente. Su questi temi è stato pubblicato un progetto di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, dal titolo Stress, salute e differenze di genere nei caregiver nazionali, nei caregiver familiari. Serve una legge anche per loro. L'insostenibile mestiere dei caregiver, scrive il Domani. E a proposito di salute e di malati, c'è un articolo oggi, che è il terzo che vi segnalo, sulla Stampa di Torino, pagina 17,
che ci porta in quel di Verbania, l'articolo, il reportage di Niccolò Zancan. Dove muore la sanità? L'ospedale di Verbania è rimasto senza medici, senza infermieri, in 2 anni rischia di sparire. I professionisti preferiscono guadagnare di più andando in Svizzera o nel settore privato. Così muore un ospedale, di morte rapidissima. Se le cose non cambiano, in 2 anni gli ospedali di Verbania e Domodossola non ci saranno più. Nessuno vuol venire a lavorare qui. È un dato di fatto e un motivo c'è, dice l'infermiere e sindacalista di Nursing Up Filippo Garboli, da 8 anni al lavoro al pronto soccorso dell'ospedale Castelli di Verbania. Qui la Svizzera, dice l'infermiere, è troppo vicina per non sentirne il richiamo. Il confine è il posto che rivela in anticipo quello che accadrà poi dappertutto. È a questa frontiera di Verbania, quindi, scrive Niccolò Zancan, che bisogna venire per misurare lo stato di salute della sanità italiana dopo gli anni delle grandi promesse. È cambiato qualcosa dopo il Covid? Gli infermieri non sono più eroi, racconta l'infermiere dell'ospedale di Verbania Filippo Garboli. Adesso sono tornati quelli di prima, con l'aggiunta di una rabbia crescente. Gli insulti contro di noi sono all'ordine del giorno. La gente è sempre più insofferente. I bandi continuano ad andare deserti. L'ultimo, per 3 posti in cardiologia, aveva 2 pretendenti, all'ultimo momento hanno rinunciato. Per qualcosa di meglio. Il meglio è la Svizzera, che ti paga il triplo. Il meglio è la sanità privata. Il meglio è fare il medico a gettone. Quel medico che parte da una cooperativa e va a tappare un buco in un ospedale pubblico, chiamata dopo chiamata. È richiesto in tutta Italia. Prende 1.000 euro per un turno di 12 ore. Diventano 300 al netto delle tasse, ma sono pur sempre 300 euro al giorno a chiamata, mentre qui lo stipendio di un assistente medico è 2.600 al mese. Quello di un infermiere di pronto soccorso arriva a 1.700 euro con le notti. Resisto, dice Garboli, perché penso che sia giusto stare nella sanità pubblica, ma capisco tutti quelli che a un certo punto vanno altrove. Da noi saltano i turni, saltano le vacanze, siamo pochi, ti portano allo sfinimento, ti viene il burnout, mentre facendo avanti e indietro con l'ospedale di Locarno diventi ricco, hai lo stesso tenore di vita italiano con lo stipendio svizzero. Se mancano medici, mancano infermieri, le attese si allungano, scrive ancora La Stampa. È una questione algebrica. C'è troppo lavoro per troppo poche mani. Mia moglie aveva un dolore al fianco, siamo arrivati alle 12, l'hanno visitata alle 14.30, ce ne andiamo alle 16, dice il signor Giovanni. La direttrice generale della SL del Verbano Cusio Ossola, Chiara Serpieri, non nasconde le difficoltà. Siamo, dice, in un momento davvero critico. Ci stiamo arrabattando in tutti i modi per trovare risorse che sul mercato alla fine preferiscono altre collocazioni. È un momento complicato per l'intero sistema sanitario. Paghiamo scelte sbagliate, la situazione è questa, dobbiamo erogare servizi non comprimibili, ma mancano i professionisti. Scelta obbligata: o rivolgersi ai gettonisti o non garantire le cure. Dopo anni di numeri chiusi, di baronie universitarie, scrive La Stampa, la sanità italiana sta implodendo. Al confine, qui a Verbania, si vede bene. Implode per un meccanismo di vincoli che impedisce a un dirigente di rendere più attrattivo un contratto da medico o da infermiere in un territorio definito svantaggiato. Ed ecco quindi 3 delle tante conseguenze del cortocircuito. Medici in pensione, come il dottor Carlo Maestrone, fino a giugno primario di rianimazione anestesia a Verbania e Domodossola. Rientra per altri 2 anni come consulente privato 3 volte a settimana per sopperire alla mancanza di medici. Non c'era altro modo per raggiungere l'età massima di lavoro nel pubblico di 72 anni senza rimetterci troppo, dice il dottore, così riesco a garantire 150 ore di sala operatoria in più. E ancora, medici interni di questi ospedali di confine si tagliano le ferie finché ce la fanno per ridurre il ricorso ai gettonisti. Ma poi i gettonisti arrivano comunque e come arrivano se ne vanno, il che fa venir meno la continuità delle cure. Così col paziente cronico ogni volta si ricomincia da capo. Ha pure ragione il dottor Fabrizio Comalta, responsabile Pediacop, cooperativa di medici gettonisti nata in questa terra di confine di Verbania Domodossola, che non sono loro il male assoluto. Mandiamo medici al Gaslini di Genova, dice, al Sacco di Milano, li mandiamo dappertutto, non solo negli ospedali al confine con la Svizzera. Stiamo salvando noi il sistema, i gettonisti. L'Italia deve adeguare gli stipendi. Mi fa male, ma non riesco a biasimare il mio amico che adesso fa l'infermiere a Locarno, dice ancora l'infermiere Filippo Garboli.
Anche l'assessore regionale alla sanità in Piemonte, Federico Riboldi, sa che il sistema rischia di non reggere. C'è una carenza, dice l'assessore, di medici non facilmente risolvibile. Ne abbiamo parlato a Roma, stiamo cercando di identificare paesi con competenza medica. Lavoriamo per portare in Italia medici dall'estero. Per le zone svantaggiate servono incentivi economici. Abbiamo iniziato una sperimentazione, 500 euro in più per chi verrà a lavorare come medico nel Verbano Cusio Ossola. Presto vogliamo estendere l'incentivo alle altre zone disagiate del Piemonte. È una questione, conclude sulla Stampa Nicolò Zancan, di soldi, di cura, di vita, cioè di stipendi. È la grande questione italiana. E questo era il terzo dei nostri articoli. Adesso vorrei segnalarvi tra le varie prime pagine di oggi, non abbiamo ancora visto la prima pagina di Italia Oggi, lo facciamo. Il ministro Giorgetti fa moral suasion, cioè cerca di convincere per aderire al concordato, mentre i commercialisti chiedono una proroga. Il tutto lo trovate a pagina 23. Tra le altre cose c'è da segnalare la chiacchierata con il professor Paolo Natale, politologo dell'Università Statale di Milano, che conoscete benissimo, spesso ospite di Oltre la Pagina con Pierluigi Pellegrin. La strategia di Conte è giusta, differenziarsi per tenere l'elettorato, e poi il diritto e rovescio, il corsivo del direttore Magnaschi. Di buone intenzioni sono lastricate le vie dell'inferno. Lo mostra la parabola del Movimento 5 Stelle, che in pochi anni si è trasformato da protesta a rottura con gli schemi consolidati della politica italiana. Rifiutavano la dicotomia destra-sinistra, utopia programmatica. Da tutto questo si è trasformato in un partito di poltrone, con poche idee e comunque sempre disponibile a rinnegare le idee se c'è il tornaconto. Fino a una decina d'anni fa l'ideale fondativo del movimento era quello della democrazia diretta. Uno vale uno, tutti potevano decidere la linea, le idee e le battaglie. Oggi c'è un uomo solo al comando, Giuseppi, disposto a rinnegare tutti i valori originari pur di consolidare il proprio potere e con la folle ambizione di tornare a Palazzo Chigi. Sarà un caso se il consenso è sceso dal 33% delle politiche 2018 al 9,9% delle europee 2024? Nel frattempo, l'avrete visto, c'è Beppe Grillo che dice: ma quando è che mi risponde alle domande che gli ho fatto Giuseppe Conte? E ci ha fatto il fotomontaggio, ha diffuso l'immagine di se stesso con una barba lunga, lunghissima. Mi è venuta una barba lunga così ad aspettare le risposte di Giuseppi, dice Beppe Grillo, che è pur sempre, diciamo, insomma, dite quello che volete, ma a me mi sta simpatico. A me piace Beppe Grillo, anche quando dice cazzate. Comunque, al di là, no, mi piace, che devo dire? Sta simpatico. Voi uscireste a cena con Giuseppe Conte o con Beppe Grillo? Mettiamola così. Chi decidereste come commensale? Ma insomma, non credo che ci siano dubbi sulla risposta, no? Per esempio, Lorenzo, che ringrazio in regia, uscirebbe a cena con Beppe Grillo o con Giuseppe Conte? Certamente con Beppe Grillo, e c'ha 20 anni, diciamo, è giovane. Io sono un po' più anzianotto, esco con Beppe Grillo. Ma chiunque, dai, diciamo la verità, LGBTQI+, o femmina o maschio che sia, chiunque uscirebbe a cena tra i due. Facciamola corta. Andiamo a vedere la prima pagina del Foglio, laddove incappiamo nell'Andreas Version di Andrea Marcenaro. Sono le 8:24, mortacci nostri de tutti, siamo in ritardo. Dicono, scrive Andrea Marcenaro, che dopo aver avuto conferma che la nuova linea ferroviaria Milano-Chiasso si ferma a Como perché i vettori sono troppo alti per le gallerie svizzere, dopo aver avuto conferma che la nuova Bari-Napoli impiega mezz'ora più della vecchia per coprire il percorso, dopo aver ottenuto puntigliosa verifica delle decine di rischi di disastro ferroviario sfiorati negli ultimi anni con lui insediato, ecco, dicono che a quel punto il ministro Matteo Salvini, gambe in spalla, si sia scatenato nella caccia al colpevole, abbia suonato con insistenza a tutti i citofoni romani della zona Termini e dintorni, come fece al Pilastro di Bologna quando era in caccia di spaccio e droga, e domandato a tappeto perentorio: mi dica un po', è lei che pianta chiodi? Dai che è simpatica questa, piacerà anche a Salvini, sicuramente. Mentre sul Foglio vi segnalo, nelle pagine interne, un bell'articolo, bello e preoccupante, di Lorenzo Monfregola sulla criminalità in Germania. Anche qui c'è la mafia, ma è la mafia marocchina, la cosiddetta mocro-mafia.
C'è una nuova dimensione, scrive Monfregola sul Foglio di oggi, nella violenza criminale organizzata in Nord Reno-Vestfalia, cuore produttivo della Germania. La voce insistente è che dietro all'escalation di violenza nel Nord Reno-Vestfalia ci siano pezzi della Mokro Mafia, cioè le spietate bande criminali nate negli anni 90 dalla comunità marocchina dei Paesi Bassi. Un intreccio di gruppi il cui obiettivo sarebbe dominare anche in Germania occidentale, uscendo fuori dai Paesi Bassi. Spaccio di cocaina, marijuana e sostanze stupefacenti. Gli inquirenti tedeschi sono vaghi, non nominano la Mokro Mafia, ma ammettono qualcosa sta accadendo. Ci limitiamo a questo, ma vi consiglio di leggere in dettaglio l'articolo di Lorenzo Monfregola. E a proposito di mafie, sul Sole 24 Ore, solita storia, cioè capirai che novità, la traccia dei soldi, le mafie sono entrate nei salotti buoni della finanza, un forum antimafia, tante belle parole col direttore della direzione investigativa antimafia Michele Carbone. La criminalità opera in spazi economici con professionisti e imprese. Ma va là? Sul Messaggero di Roma, mazzette ai dirigenti ANAS per ottenere gli appalti anche della Tremezzina in quel di Como. Complimenti. Inchiesta su 4 progetti, perquisizioni a Roma, Milano, Firenze, Verona, Torino, 9 indagati. Accusa corruzione e turbativa d'asta sui lavori stradali. Sotto la lente della procura, interventi da 400 milioni di euro in Lombardia e nel nord-est. A proposito di ferrovie, vi segnalo anche il commento di Carlo Valentini su Italia Oggi. Il blackout dei treni è l'ultimo episodio di una lunga serie di disfunzioni del sistema, perché ogni giorno ci sono 27 interruzioni, nonostante 500 miliardi investiti. Sarà stata colpa di un infido chiodo la debacle di mercoledì con migliaia di persone incattivite su convogli fermi, stazioni in tilt. Ma il ministro Salvini, scrive su Italia Oggi Carlo Valentini, non può lavarsene le mani promettendo di dare in pasto agli utenti lo scalpo del colpevole. Sarebbe più proficuo che decidesse di affrontare un disservizio ormai cronico e approntasse, coi tecnici di Ministero e Ferrovie, gli opportuni antidoti per rimettere il trasporto ferroviario sui giusti binari. È triste leggere sulle ultime edizioni di alcune guide turistiche straniere un'avvertenza: in Italia viaggiare in treno è aleatorio. Ed è singolare che anche parte del governo ripeta gli appelli ambientalisti a ridurre l'uso dell'auto e poi non si preoccupi di offrire una valida alternativa ferroviaria. Un giorno di blackout può capitare. Il ripetersi sistematico di guasti, ritardi, cancellazioni e caos è invece colpa grave a carico di chi è responsabile del settore a livello politico e tecnico. È il segno che qualcosa non funziona e bisogna provvedere. Scrive Italia Oggi, mentre sul tema vi segnalo anche il pezzo, pagina 13 della Stampa, del professor Andrea Giuricin, docente di economia dei trasporti dell'Università Bicocca di Milano. Non c'è una vera linea per l'alta velocità e noi siamo appesi al chiodo, è il caso di dire, per altri 10 anni. Il traffico misto nei nodi è una caratteristica italiana che non esiste in altri paesi. Solo nuovi passanti a Firenze e Milano decongestioneranno il transito. Detto questo, lasciamo anche questo articolo, sono le 8:29, quindi facciamo giusto in tempo, grazie come sempre ai tecnici e in questo caso stamattina a Lorenzo in regia. Senza il loro lavoro non potremmo dire niente di inutile, come diciamo invece per ore e ore e ore a Radio Libertà, dove, come ben sapete, non c'è più trippa per gatti, ma abbiamo tante rubriche meravigliose, una dietro l'altra. È una contraddizione? Ma è tutta la vita che è una contraddizione, o no? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il ciclone in transito dal Mar Tirreno all'Alto Adriatico continua ad influenzare il tempo su buona parte dell'Italia. In mattinata condizioni di spiccata instabilità soprattutto al nord-est e sulle regioni centro-meridionali peninsulari. Andrà un po' meglio con maggiore soleggiamento al nord-ovest e sulle 2 isole maggiori. Nel pomeriggio fenomeni progressivamente più irregolari, ancora possibili tuttavia soprattutto sulle regioni nord-orientali e su quelle adriatiche.
Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Allora, ci siamo sbagliati, mi sono sbagliato di giorno, perché abbiamo celebrato Cipriani Potter che nasceva il 3 ottobre, abbiamo celebrato con questo brano Chubby Shaker che nasceva il 3 ottobre, ma oggi è il 4 ottobre e celebriamo tutti quanti San Francesco nel nostro cuore, perché pubblicamente non se lo fila più nessuno San Francesco, pur essendo il patrono d'Italia e magari avendo avuto anche idee interessanti sulla vita, sull'economia, su tutto il resto. A proposito di economia, io do il benvenuto e il buongiorno e come sempre lo ringrazio per essere con noi al professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia all'Università Bocconi. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, oggi è anche il mio compleanno. No, addirittura, allora doppiamente auguri e doppiamente grazie al professor Pezzani. Sei nato nel giorno di San Francesco, è ben augurante, è una bella cosa. O no? Spero, è stato così, insomma, ho avuto dei momenti difficili come tutti, e però siamo ancora qua a parlare con te a Radio Libertà. Meno male, meno male. Io dicevo prima, noi mandiamo i gatti tutte le mattine, il duetto buffo di Rossini tra due gatti, perché di trippa per gatti non ce n'è più. Però insomma, nonostante tutto, siamo ancora qua. E a proposito, io spero di non averti disturbato mentre tu mettevi da parte qualcosa dei tuoi risparmi per pagare più tasse, come ha detto il ministro Giorgetti, perché dobbiamo fare sacrifici tutti. Dopodiché si è corretto, no, solo alcuni. Magari chi ha fatto troppi profitti, come le banche, come le industrie della difesa, argomenta qualcuno, però non entriamo nel dettaglio perché cominciare a dire le cose poi significa doverle smentire di nuovo il giorno dopo ancora. Siamo un po' conciati, mi sembra, professore, o no? Cosa ne dici? Direi di sì. Il problema vero è che bisognerebbe, più che ragionare sul lato delle entrate, che poi diventano strangolanti e ostacolano la crescita, bisognerebbe entrare sul lato delle uscite. Ecco, perdonami, allora il ministro ha detto inizialmente, così almeno abbiamo ricostruito, facciamo la corta, adesso non mettiamo la croce addosso a nessuno, per carità, sono tutti bravi, belli e buoni, però all'inizio ha detto tutti dobbiamo fare sacrifici, e quel tutti uno dice cazzarola, ci sono dentro anch'io. Poi dopodiché c'è stato precisato, no, magari chi ha fatto troppi profitti eccetera, però adesso che siano tutti o che siano alcuni, qua continuare a mettere tasse, tu dici è sbagliato comunque, no? Perché lavorare sulle entrate è una roba che non è che frutta tanto, perché poi l'hanno detto tutti, l'hanno cercato di fare tutti, anche i populisti, però alla fine dei conti tu tassa, a parte che alla fine se tu dici che devi aumentare le entrate, a pagare sono i soliti noti, questo mi sembra evidente, perché se no in termini di numeri cosa tiri a casa inseguendo i ricchi? Niente,
perché quelli scappano dappertutto e sono già all'estero, vedi il caso della Fiat, di Mediaset e di tutti gli altri. Quindi diciamo, inseguendo i ricchi non ottieni nulla. Per avere dei risultati devi tassare il popolo bue, quello che non può scappare, il pensionato, il lavoratore comune, la partita IVA, il cretino, insomma, che paga le tasse in Italia, no? Ma hai perfettamente ragione, anche perché se fosse un periodo in cui c'è lavoro per tutti, invece non è così. Siamo in una fase con un alto livello di disoccupazione. Leggevo ieri che un eventuale collasso di Stellantis metterebbe in discussione circa 24.000 posti. Siamo a un livello di disuguaglianza molto alto e questo sta creando dei forti problemi sociali e soprattutto a livello di giovani. Leggevo ieri che in Gran Bretagna se la mettono anche peggio di noi, perché il 50% delle famiglie inglesi, dei giovani, non possono permettersi né vacanze, né gite scolastiche, né particolari eventi, né uscire fuori a cena per un problema di, fra virgolette, povertà. Quindi il numero delle persone a rischio di povertà sono molto elevate, anche in Europa è così, e un bambino su 4 in Gran Bretagna non mangia per un problema di soldi. Quindi il problema in questa situazione sarebbe quella di usare più debito per risolvere il problema del welfare. Il problema di questo paese, e io lo dico avendolo vissuto di persona, perché sono andato a lavorare nei ministeri, sono stato presidente del collegio dei revisori del Comune di Milano, eccetera. Qual è il problema? Il problema è che noi abbiamo avuto questo debito per alcune circostanze eccezionali come il Covid, ma in particolare perché il debito è stato creato per la parte corrente della spesa, non è stato creato per fare investimenti, cioè la gran parte del debito è stato creato per la parte corrente. E questa parte corrente perché? Perché i politici incapaci della cultura del mercato, come raccontavo una volta, non hanno questo governo, non hanno la cultura del mercato, hanno una cultura della rendita. La cultura della rendita non ti fa creare ricchezza, per cui alla fine... Beh, diciamo una cosa, a me mi viene in mente mentre tu parli, non voglio interromperti naturalmente, ma solo dialogare, mi viene in mente che grandissima parte del ceto politico, escludiamo forse Berlusconi per una vicenda del tutto personale che tutti conoscono ovviamente, escludiamo qualcun altro, però gran parte del ceto politico è fatta da persone che sono professionisti della politica, per usare un termine della sociologia antica, no? Della sociologia novecentesca. La politica come professione. Max Weber la intendeva in un certo qual modo. Questi qua la intendono e la vivono in un certo qual altro modo, cioè al di fuori di lì non sono capaci di fare niente, o come diceva Pannella, sono capaci di tutto ma buoni a nulla. Sì, è come abbiamo detto in un'altra trasmissione, no? La differenza una delle differenze tra nord e sud è la storia agricola, e quindi mentre nel nord c'era la mesadria, nel sud c'era il latifondo. Questo passaggio è molto importante perché la mesadria ti porta a creare imprenditori, commercianti, e chi è occupato nel nord è prevalentemente occupato nelle industrie, nei capitali, nelle attività produttive. Al sud invece il latifondo e il bracciantato hanno generato la cultura della rendita, e quelli che dici tu, questi politici, hanno la cultura della rendita, cioè se tu hai fatto... Però mi viene da dire, professore, che la linea della Palma, come affermava Sciascia, anche da questo punto di vista è salita molto, dal sud verso il nord, o sbaglio? No. Ma perché? Perché vivere di rendita è più comodo che vivere di mercato, perché il mercato devi rischiare il proprio. Devi far fatica e devi avere il senso di responsabilità, che è una parola che non esiste in politica. No,
Noi abbiamo tutto un altro tema, questi sono tutti temi molto delicati. Noi siamo in un paese in cui non si riesce mai a capire di chi è la colpa. Tu pensa adesso appunto, all'alluvione che c'è stata in Emilia. Allora, o al guasto dei treni, il chiodo, non il chiodo, la ditta, il responsabile. La colpa è della regione Emilia che non ha fatto i lavori a sufficienza, o la colpa è delle amministrazioni centrali che non hanno dato i soldi che dovevano dare? Cioè, per qualsiasi cosa che succede in questo paese non si riesce mai a inchiodare una persona sulle sue responsabilità, e questo è un problema centrale, perché in una famiglia è possibile, se ci sono dei problemi, qual è la colpa? In qualsiasi istituzione pubblica, a partire dalla famiglia, è necessario che gli eventuali errori, così come i risultati positivi, devono avere un padre, devi poter ricondurre l'errore o il successo a qualcuno a cui è legata questa cosa, perché il concetto di responsabilità, responsus dal latino, no? È fondamentale. Se tu non hai una responsabilità diretta, e qui salta il sistema di controllo del nostro paese, che è un buco enorme. Cioè, io ho verificato di persona queste cose. Sì. Il conto è leggerle. E partendo dal basso, no? Perché tu sei partito proprio dai comuni in questo percorso qui. E quindi vedi che cosa succede? Succede che a un certo punto, no? Quando tu sei in difficoltà, questo governo, no? È un governo caratterizzato da una percentuale di meridionali, no? Non tutti, non di più di tanti altri, ma il governo, l'elite sono meridionali con la cultura della rendita. Allora, se tu vivi... Guarda, professore, che te mi stai pericolosamente ragionando come Gianfranco Miglio, non è così, no. No, nel senso che no, ma adesso era una battuta la mia. Io Miglio ce l'ho avuto come professore ai tempi di scienze politiche alla Cattolica, ogni tanto lo ricordo, ma lo ricordo anch'io con piacere, però in realtà diciamo che Gianfranco Miglio poteva sembrare sgradito a tanti, ma diceva delle cose, diciamo, anche di evidente buonsenso. Di evidente buonsenso, cioè esiste quello che stai dicendo tu, alla fine è un dato di realtà, no? Esiste una cultura, un'etica, questo non vuol dire che si fanno delle classifiche, io sono meglio di te, tu sei peggio di me. Si sta dicendo semplicemente che esiste una cultura pubblica, dell'etica pubblica, della politica, che è influenzata profondamente dalla storia e dai contesti in cui si nasce. È inevitabilmente, quando tu parlavi di mezzadria e di latifondo, sono due dati storici, no? Alla fine quel tipo di società plasma una certa visione della cosa pubblica, delle istituzioni e della politica. C'è poco da fare. E se uno non ne prende atto, non può far finta che il paese sia tutto uguale. Da qui nasce quel gran dibattito sul federalismo, sulle autonomie, sulle differenze territoriali, perché l'Italia è fatta di realtà diverse. Se uno non ne prende atto, è come dire: io voglio affrontare la realtà con gli occhi chiusi. Dov'è che vai? Ma io nel 2008 ho scritto il libro Il patto di lucidità per la pubblica amministrazione italiana, la cui copertina era una immagine del Giano Bifronte, no? Il Giano Bifronte in che cosa consisteva? Consisteva nel fatto che un'Italia guarda da una parte e l'altra Italia guarda dall'altra, no? E avevo dato indicazioni perché al di là delle parole poi contano i fatti, insomma, no? Conta la realtà, per cui se poi hai ragione, il tema della rendita si è diffuso anche al nord, ma perché è più facile vivere di rendita, comodo? No, attenzione, io credo fermamente che anche al nord, che anche al nord oggi chi entra in politica lo fa per avere una rendita. Cioè, è così. Allora, se tu vivi, e qui credo che sia facile da capire, se uno ha la cultura della rendita e uno che ha sempre fatto politica o è sempre stato nella pubblica amministrazione, questo nella testa non ce l'ha la cultura del mercato, cioè di creare impresa, di fare impresa, di rischiare il capitale, di mettersi sul mercato, eccetera, no? E guarda caso la parte più industriale del paese è al nord e
i territori, tutti i distretti industriali di piccole, medie imprese, eccetera, sono quei territori che agli inizi del Novecento erano coltivati a mezzadria. Cioè, questi sono dati di fatto, insomma, no? E che cosa succede? Un altro aspetto importante, che il capitale, tra virgolette, sociale si è sviluppato più al nord che al sud. Perché? Perché la cultura del mercato e la cultura familiare, perché la famiglia del mezzadro contribuiva col mezzadro a lavorare. Tu hai sviluppato un associazionismo che al sud non c'è, i donatori di sangue sono più al nord, le cooperative sono più al nord, le fondazioni bancarie sono più al nord, e le spese per cultura sono più al nord, e si potrebbe andare avanti in questo senso. Io a un certo punto poi ti fermi e dici vabbè, basta, questa è l'evidenza delle cose. Quindi il problema, e qui torniamo a un fatto grave, e cioè il problema è che la spesa corrente è funzionale a comprare il consenso. Allora, io ho l'amico della bocciofila, ho l'amico che fa l'industriale, faccio in modo da fargli avere la commessa, faccio assumere uno, sono in sanità, faccio assumere dei medici miei amici. Allora, la spesa corrente è aumentata. Di questo senso, io quando sono stato presidente del collegio dei revisori del Comune di Milano, per ridurre la spesa, tu non hai dei grandi margini, perché non è che tu puoi fare molto, perché gran parte della spesa è spesa corrente, è spesa per i servizi sociali, è spesa per il comune, è spesa per i dipendenti, quindi tu dovresti, tra virgolette, cancellare dei servizi. Allora, io levo alcuni servizi del comune e in questo modo riduco la spesa. Ma che cosa si faceva a Milano? Ogni anno, per far quadrare il bilancio, vendevi qualcosa, vendevi un edificio, vendevi un bene industriale, vendevi una quota dell'aeroporto, e così adesso questo governo sta ripercorrendo la drammatica un remake è un remake del Britannia del 92, dove Draghi, Trump e Prodi andarono sul Britannia a svendere industrie italiane. Qui adesso sei in una situazione uguale. Allora, questi non sono in grado culturalmente di creare ricchezza, non sono in grado culturalmente di incidere sulle spese e devono giocare sulle entrate. Le entrate sono o aumenti le tasse o cominci a vendere dei beni pubblici. Ecco, professore, ti chiedo questo, ma tu hai fatto il paragone col Comune di Milano. A livello statale, di Stato centrale, c'è invece roba da tagliare, secondo te? Ci sarebbe spazio per tagliare spesa improduttiva, come si suol dire, no? Perché tutti si propongono questo e ci dicono questo, bisogna tagliare la spesa improduttiva, però la realtà è che la spesa produttiva, cioè gli investimenti, non li fa quasi nessuno o pochi. Adesso abbiamo questa cosa del PNRR che però è sempre debito, perché poi lo ripagheremo. E il problema è che appunto facendo spesa corrente, come l'hai illustrata tu, aumenta il debito pubblico che cresce costantemente. E il debito pubblico ti mette poi sotto quella garrota, per usare una tua immagine in un bellissimo articolo che tu hai scritto, che è la finanza, no? Quindi sembra un circolo vizioso. Io faccio spesa malsana che non serve a sviluppare il paese, mi indebito, il debito cresce e il fattore debito è ciò che mi mette sotto la garrota della finanza, lo spread e tutto il resto. Com'è che se ne esce da sto meccanismo mortale? C'è spazio per tagliare la spesa improduttiva a livello di Stato centrale? Allora, lo spazio c'è perché nel momento in cui la spesa corrente viene usata per acquistare, per comprare il consenso facendo dei favori, no? E quindi assegnando delle commesse, dei posti di lavoro, eccetera, è chiaro che nel momento in cui tu devi eliminare determinate istituzioni, diminuire posti di lavoro, ti scontri con quelli a cui tu hai fatto il favore di dare la spesa corrente, quindi hai una resistenza, fra virgolette, ma quello che è importante è che ci sono tante istituzioni che non servono a nulla, oppure che macinano soldi senza produrre nulla. Ci sono delle imposte e qui non ci vuole molto, maledizione.
ci sono imposte che costano di più di quello che recuperano. Ma anche questa roba qui ce l'hanno raccontata 100 volte. Perché nessuno le cancella queste imposte? Ma perché quelle imposte lì sono governate da qualcuno che ha interesse a tenerle, perché finché lui governa quelle imposte lì si porta a casa un qualcosa da mettersi in tasca, insomma, no? Quindi le imposte sono difese, ma non perché servono, non perché sono economiche, servono perché, e qui ritorniamo alla spesa corrente, servono perché favoriscono qualcuno. Quando tu vuoi eliminare quell'imposto c'è quello che salta su e dice no, allora perché io, allora c'è anche l'altro. Allora il problema vero, e quindi Giorgetti fa fatica, insomma, no? Oggettivamente fa fatica, io ho scritto un articolo che l'avevo girato anche, insomma, gran parte. Adesso dice chiedo, attenzione, ha detto Giorgetti, chiedo ai parlamentari di ridurre le loro richieste. Perché? Perché quando tu fai la finanziaria hai centinaia di persone che vivono di rendita, che sono incaricate di creare la rendita per i loro voti che ottengono sul paese. Allora tu hai la richiesta di un fondo per una bocciofila, la richiesta di un fondo per un centro sportivo, la richiesta di un fondo per un centro culturale, la ricerca di un e vai così, cioè ci sono delle richieste da 150 a 200 mila euro. Il problema vero è che tutte queste richieste tu con un tratto di penna le cancelli, perché non sono determinanti per la crescita del paese, ma sono determinanti per quel politico che con quei soldi prende dei voti. Allora quel politico i voti li vada a prendere creando ricchezza. Quindi allora, il problema sì, prego professore. Il problema dicevi qual è? Il problema è che tu non hai un sistema di controllo che funziona, perché io quando ragionavo sul Comune di Milano, no? Il Comune di Milano ha un bilancio estremamente importante, no? E quando si ragionava con la ragioneria del Comune di Milano, con quanto possiamo ridurre di spesa? Quello che tu puoi ridurre di spesa è poco, perché è quasi tutta spesa corrente. E se tu vuoi ridurre la spesa corrente devi incidere sui servizi, quindi devi dire io accomuno 2 servizi, metto assieme 3 servizi in uno solo e inevitabilmente arrivi a toccare il personale. Il problema diventa che quel personale, una parte di quel personale lì, è stato assunto per fare un favore di qualcuno, e quel qualcuno, quando il personale che lui ha messo lì viene attaccato, cerca di difenderlo. È un sistema di collusione suicida, perché noi ci stiamo sostanzialmente soffocando. È chiaro che poi quando sei in una situazione di questo genere, di grande difficoltà comunque generale, il barone di Rothschild, che non è certamente una azienda senza finalità di lucro, non è così, diceva che quando corre il sangue per le strade è giunto il tempo di comperare. Quando corre il sangue per le strade è giunta l'ora di comperare, no? E allora noi siamo qui in ginocchio ad aspettare che la finanza, e adesso tutti parlano di finanza, anche la Schlein fa un incontro sulla finanza. L'economia appunto, ti volevo chiedere questo, già che ci siamo, perché qua il tempo vola, siamo le 8.54. A proposito di finanza, allora noi, Schlein va a Milano e incontra Passera, questo, quell'altro, Corrado Passera naturalmente, il banchiere, via dicendo, il Gotha, diciamo così, chiamiamolo così, della finanza e del mondo bancario milanese e non solo. Giorgia Meloni riceve amichevolmente dialoga con Elon Musk, riceve il capo di BlackRock, il più grande fondo di investimento al mondo, $10.000 di patrimonio, mi sembra, 10.000 miliardi di dollari di patrimonio, una cifra enorme. E nel contempo annuncia che Microsoft verrà qui in Lombardia a fare investimenti per l'intelligenza artificiale, chissà cos'altro, non ho ben capito, no? Addirittura ci hanno detto che questi investimenti contribuiranno a risolvere il problema demografico attraverso l'intelligenza artificiale, che per me è un mistero assoluto, non ho capito cosa vuol dire. Comunque, anche Giorgia Meloni, che sembrava tendenzialmente ostile prima al mondo della grande finanza,
riceve gli esponenti della grande finanza. Questo cosa significa? Che le opposizioni e chi governa sono tutte la stessa roba? Baciano la stessa pantofola? Baciano la stessa pantofola. Un conto è fare dichiarazioni quando tu sei all'opposizione e non al governo, per cui puoi sentirti libero di fare degli attacchi anche forti. Poi quando sei al governo vieni a contatto con delle istanze che sono diverse. Allora, accanto alla intelligenza artificiale c'è la stupidità naturale. Allora, il problema qual è? Che questi qua, in genere, questi qua non sanno neanche più cos'è l'economia. L'economia non è la finanza, sono due cose diverse, è un problema culturale, l'economia è una scienza sociale, la finanza è qualcosa di astratto, la finanza, così come la vediamo noi oggi, è il risultato di un piano scientificamente pensato, razionalmente posto in essere attraverso una collusione criminale fra finanza, accademia e politica. Dalla caduta del muro di Berlino ad oggi tutti i premi Nobel sono stati dati alla finanza, la finanza razionale che non sbaglia mai nell'allocazione delle ricchezze. Ma quando mai? Ma non è vero, la finanza è staccata dal mondo reale. Il problema, Giulio, è che qui di economia, di impresa, di lavoro, di lavoratori e anche nella relazione di Draghi non parla mai di disoccupazione, di lavoro, di occupazione, Draghi parla da finanziere ed è così, cioè la cultura della finanza sta diventando soffocante come una garrota. Allora, professore, noi dobbiamo salutarci tra pochissimo, però io ti voglio girare intanto i numerosi messaggi, poi dall'altra settimana ancora avremo modo di ampliare il nostro spazio in una fascia diversa, poi racconteremo tutto quanto al pubblico a tempo debito, cioè tra poco. Ma in ogni caso, ti giro qualche messaggio. C'è un ascoltatore che scrive, che mi chiede di richiederti il titolo del libro che hai citato prima, sulla differenza culturale della mezzadria, delle imprese, eccetera. Il patto di lucidità. 2008, perché vuole leggere i tuoi lavori. C'è un altro ascoltatore che dice: il sottobosco politico è il problema, Gian da Brescia. Mary che ti ringrazia e ti fa gli auguri di buon compleanno, ai quali ci riassociamo anche noi e io per primo naturalmente. Tanti auguri professor Pezzani e grazie per le sue lezioni, cioè per queste conversazioni che mi interessano molto, scrive Mary. E poi Giorgetti era con Draghi, non ha mai fatto osservazioni, viveva alla sua ombra, scrive Maurizio. E ancora, vorrei dire che non dobbiamo ridurre i servizi, scrive un altro ascoltatore, ma come diceva il professor Miglio, bisogna ridurre i parassiti. E ancora, Joe, il professor Pezzani è una persona di intelletto e buonsenso, perciò non farà mai carriera. Ce ne fossero così in questo mondo privo di valori in assoluto. Ti ringrazia la persona che ha chiesto il riferimento bibliografico. Auguri prof, scrive anche Pierangela da Milano. E con questo, professore, io ti chiedo un'ultima cosa, ma secondo te cosa sortirà tutta questa serie di incontri, promesse, contatti con il mondo della grande finanza, da BlackRock a Microsoft a Elon Musk? Per noi, cittadini, popolo bue, cosa sortirà? Può essere molto pericoloso, perché questa gente non ti dà i soldi gratis, questa gente ti dà i soldi perché ci vuole speculare sopra. Quindi brutalmente, siccome la finanza è in mano a pochi, si potrebbe dire: ma che problemi ho io a dare dei soldi al paese come l'Italia? Perché a un certo punto io che gestisco la finanza faccio aumentare lo spread di 2 punti, mi porto a casa con gli interessi quello che ho dato come debito al paese italiano. Allora è chiaro che questi qua gestiscono lo spread, gestiscono il rating, per cui tu sostanzialmente fai un prestito con interessi. E gli interessi quali sono? Gli interessi sono quelli che prendi sul campo quando tu hai messo alla gola la gente che ti viene a chiedere col cappello in mano i soldi. E poi tu puoi agire aumentando lo spread, operando in modo che lo spread aumenta, va bene? Lo spread aumenta di 2 punti, sono 2 punti che tu porti a casa come interessi.
Quindi questa gente qua non ti dà i soldi gratis, ti dà i soldi perché poi vuole guadagnarci sopra. Guarda, c'è un proverbiaccio schifoso lombardo che dice che neanche il cane fa andare la coda gratis. No, è così. Quindi la gente si deve mettere in testa che questi qua vengono e investono perché vogliono vogliono fotterti, questa è la realtà. Per cui alla fine fotterti nel senso di ci devono guadagnare loro, insomma, no? Per cui anche investimenti che sono stati fatti, perché poi attenzione, questi investimenti che vengono fatti nelle aziende di Stato, eccetera, nelle banche, no, se noi prendiamo, chiudiamo con questa osservazione. Tu hai due fondi che sono il fondo BlackRock e il fondo Vanguard, che non è molto diverso, sì, perché ha 8.500 miliardi di investimenti, d'accordo? Questa gente, questi due soggetti sono in banca intesa, sono in Unicredito, sono in Commerce Bank, sono da altre parti e contemporaneamente sono in aziende pubbliche come l'ENI, la TIM, eccetera. Il problema che io mi domando è un problema che dovrebbero porsi gli europarlamentari, ma il sistema antitrust dell'Europa, ma dove cavolo è? Non si rendono conto che sono posizioni dominanti. Sì. Sono posizioni dominanti. Viene da domandarselo, professore, ma riprenderemo le fila. Sulla von der Leyen è una persona che tutte le sere prende i pizzini dal Pentagono e fa quello che gli dice il Pentagono. Ma insomma, ma non se ne può più di questa roba qua, bisogna che la gente si ribelli, maledizione. Allora, professore, noi avremo tante belle cose di cui discutere, avremo anche più tempo tra non molto, come dicevo, e possibilità di ascoltare anche gli ascoltatori, le telefonate e via dicendo. Intanto ci sentiamo, per quanto mi riguarda, venerdì prossimo, poi dalla settimana successiva grandi novità. Grazie al professor Fabrizio Pezzani. No, grazie a voi. Professore, buon compleanno. Grazie, buon San Francesco a tutti. Grazie. San Francesco che ha giocato molto nella nostra storia. Già. Grazie ancora. Grazie, ciao Giulio, in bocca a tutto. Every limbo boy and girl all around the limbo world gonna do the limbo rock all around the limbo clock. Jack be limbo, Jack be quick, Jack go on the limbo stick all around the limbo clock. Hey, let's do the limbo rock. Limbo lower now, limbo lower now. How low can you go? First you spread your limbo feet, then you move the limbo beat. Limbo ankle, limbo knee, then back. Qui Parlamento. E noi continuiamo a far finta che sia il compleanno di Chubby Checker che era ieri, così ci siamo ascoltati anche il Limbo Rock, mitico e indimenticabile. Come vi dicevo prima, però, qui Parlamento Senato, in collaborazione con il gruppo della Lega Senato, abbiamo con noi, ve lo anticipavo, il senatore Gianluca Cantalamessa, quest'oggi in qualità di componente della Commissione parlamentare antimafia. Buongiorno senatore, grazie. Buongiorno, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, Luca Fazzo oggi su Il Giornale ha ripreso buona parte di ciò che lei ha osservato in merito alla giornata di ieri. Una giornata, mi viene da dire, importante per la Commissione antimafia in relazione al caso dei cosiddetti spioni, a quel verminaio di spionaggio che presso la Procura Nazionale Antimafia si era insediato in capo ad alcune persone accusate dalla Procura di Perugia, per le quali la Procura di Perugia ha addirittura chiesto l'arresto, e questa mi sembra una cosa di una colossale gravità nella nostra storia, ma nessuno sembra interessarsene più di tanto, certamente non lei e certamente non la Lega, che è uno degli oggetti assoluti di questa attività di illecito spionaggio. Illecito lo dice il procuratore Cantone, lo dice un magistrato esperto, lo dice anche il procuratore nazionale antimafia Melillo, no? Che hanno lanciato un allarme gravissimo per la tenuta del nostro sistema, per le istituzioni, per
per la democrazia. E in questo caso non credo che sia retorica dirlo, no? Però questo allarme è talmente grave che non se lo sta filando quasi nessuno. Allora, ieri cosa è successo? Le lascio subito la parola. È stato ascoltato Giovanni Russo, che attualmente è capo del DAP, dell'amministrazione penitenziaria italiana delle carceri, ma all'epoca in cui il funzionario, il dirigente della Guardia di Finanza Striano saccheggiava le banche dati, era il vicecapo della Direzione Nazionale Antimafia e, se non sbaglio, anche proprio uno dei responsabili dell'ufficio addetto alle SOS, le segnalazioni di operazioni sospette, che hanno dato il via a questa attività di illegale spionaggio e di monitoraggio, diciamo così, di personalità, tra le quali moltissime quelle della Lega. Insomma, cosa vi ha raccontato ieri Giovanni Russo? Lei ha sintetizzato un dato che il giornale mette nel titolo questa mattina: Striano spiava ogni minuto e 21 secondi, cioè una quantità di documenti impressionanti, che fanno il paio con quelli che ha scaricato il 24enne, no? Avrà visto quest'altra storia. C'è un piccolo Striano che è stato arrestato l'altro giorno, che ha messo sotto scacco addirittura il Ministero di Giustizia. Ma questa è un'altra storia. Allora, ieri cos'è accaduto? E abbiamo audito Russo che, come diceva lei, illo tempore era il capo di Laudati, e Laudati era il magistrato che aveva il controllo delle SOS. Cosa sono le SOS? Sono segnalazioni di operazioni sospette, velocemente, così chi ci segue da casa capisce. I politici sono persone esposte politicamente, sono soggetti esposti politicamente, cosiddetti PEP. Per cui se io vado a fare un bonifico perché vado in vacanza, eccetera, quella è una segnalazione di operazione sospetta, perché la Banca d'Italia, tramite le banche, va a segnalare le operazioni finanziarie che fanno tutti i politici. Queste vanno in Procura Nazionale Antimafia. La Procura Nazionale Antimafia, se vede che c'è qualcosa in odore di criminalità organizzata, le passa giustamente alle procure distrettuali territoriali. Quindi se io sono di Napoli e c'è una segnalazione sospetta in odore di camorra, la passa alla procura di Napoli. Se c'è un collega di Milano, la passa a Milano, e così via dicendo. Se invece, come nel 99,9% dei casi, non c'è nessuna attinenza con la criminalità organizzata, vengono restituiti questi dati alla Banca d'Italia. Cosa ha fatto la Procura Nazionale Antimafia per 3 anni? Ha trattenuto senza motivo centinaia di migliaia di dati. E intanto lei dice una cosa: tutti questi accessi, no, 230.000 se non sbaglio in 3 anni, significano uno ogni 81 secondi, ogni minuto e 21. E lei dice: ma è impossibile, o questo qui era un pazzo o c'era tutta un'altra rete, no? Cioè, voglio dire, il procuratore nazionale antimafia ha dato lui il dato di 230.000. Allora io mi sono messo lì con carta e penna a dire 230.000 in 3 anni. 3 anni sono 52 settimane ogni anno, quindi sono praticamente 156 settimane. Un finanziere ha, diciamo, 4 settimane all'anno di vacanza, quindi 4 settimane per 3 anni sono 12 settimane, quindi da 156 scendiamo a 144. Ogni settimana si lavora 5 giorni, quindi ho fatto 144 per 5, diviso le 7 ore lavorative, praticamente viene un accesso ogni minuto e 21 secondi per 3 anni, ininterrottamente, compreso tutti i giorni, quindi neanche il tempo di andare a fare pipì, neanche il tempo di mangiare. E ho detto, è anomalo, quindi c'è un atteggiamento ossessivo, ma soprattutto nei confronti della Lega, perché i nomi più controllati abusivamente, perché ci sono stati fatti dei download di file illecitamente nel palazzo che dovrebbe rappresentare per antonomasia la sicurezza e la legalità. A che pro? Perché non ci sono stati movimenti di soldi. Ecco, lei dice anche giustamente, soldi non si muovono, e aiutare i cronisti amici, vabbè, ma fino a un certo punto, non è questo il punto centrale. E allora dove sta il nodo? E allora il nodo, io vedo, ricordiamoci che Palamara, da ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, da intercettazioni che ha subito, diceva a un procuratore che faceva il procuratore Auremma, che faceva notare in un ragionamento, in un procedimento, che Matteo Salvini non aveva torto. Palamara, questo da intercettazioni, disse: Salvini, anche se ha ragione, va attaccato.
e questo lo diceva l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati ad un procuratore e non sapevano di essere intercettati. Poi avviene che la Lega dal 2019 al 2022 è il partito più attenzionato da spioni che lo facevano illecitamente in Procura Nazionale Antimafia e non si sa per quale motivo, non si sa chi sono i mandanti, e al tempo stesso ci troviamo che di qui a breve Matteo Salvini rischia 6 anni di carcere per sequestro di persone. E allora, nella ricostruzione della catena di responsabilità, lei dice, tra l'altro, noi cercheremo di arrivare in tutti i modi, diciamo, a cercare di scoprire se c'è un fil rouge tra tutti questi fatti, no? Vedremo, perché il lavoro dell'antimafia, della commissione antimafia di cui lei fa parte, mi sembra soltanto all'inizio sostanzialmente, no? Il materiale, la mole di documenti è enorme, ma si riesce già a capire se c'è una linea di responsabilità? Perché, per esempio, lei ha notato che il vicepresidente della commissione antimafia, Cafiero De Rao, quantomeno non si è presentato, e non si è presentato perché lui era il capo della Procura Nazionale Antimafia, di cui era vice capo, se non sbaglio, proprio Russo, che avete ascoltato ieri, e nella quale aveva il potere l'ex magistrato Laudati, come ha detto Russo che avete ascoltato ieri, perché il controllo era lasciato al magistrato incaricato. Allora, Cafiero De Rao c'entra o non c'entra? Ha qualche responsabilità o non ce l'ha allo stato dei fatti? Ed è in conflitto di interessi attualmente in quanto indagante potenzialmente anche su se stesso, visto che fa parte di una commissione che sta indagando su quella procura dove lui prima era il capo. Allora, due discorsi, metodo e merito. Metodo: non è pensabile che un parlamentare faccia parte di un'indagine nella commissione antimafia laddove gli auditi possono o devono parlare del parlamentare che fa parte della commissione, perché andrebbe in qualche maniera, come si dice, a inficiare la terzietà della commissione. Mi spiego meglio: se io sono un audito e devo parlare dell'onorevole Pinco Pallo e l'onorevole Pinco Pallo è in quella commissione e ha poteri di indagine e di inchiesta su di me, uno mi mette in difficoltà psicologica, perché se voglio parlare male di lui non lo posso fare perché ce l'ho di fronte e mi potrebbe fare delle domande e potrebbe fare delle indagini su di me approfittando la posizione di abuso dominante. E due, nel merito, tutti quelli che sono venuti o tutti quelli che verranno in audizione devono parlare obtorto collo di Cafiero De Rao, che era il procuratore nazionale antimafia quando nasceva questo verminaio. Quindi è stata solo una culpa in vigilando, c'è qualche cosa in più, ma noi dobbiamo accertarlo e non è pensabile, a tutela della Commissione Antimafia, che è un'istituzione seria, nata per garantire, voglio dire, giustizia a chi ha perso la vita nella lotta al crimine organizzato e per evitare che non ce ne siano più di vittime del crimine organizzato, possa diventare una barzelletta o uno strumento che utilizza qualche parlamentare pro domo sua, andando a sporcare quella che le immagina. Onorevole senatore, anzi Cantalamessa, il tempo vola, io non so quanto tempo lei ancora abbia a disposizione, ma a me mi sorge una domanda. Lei ha capito il motivo per cui un magistrato da molti reputato ineccepibile, serio, esperto come il dottor Cantone, certamente esperto, perché insomma questo non si può discutere, abbia chiesto addirittura l'arresto per i due principali indagati, cioè il tenente colonnello Striano, guardia di finanza, e l'ex pubblico ministero Laudati, perché a casa mia, da cittadino comune, privo di profonde conoscenze giuridiche, ma riferendomi all'ABC, se uno chiede l'arresto è perché può reiterare il reato, può fuggire o inquina le prove. E tutte e tre le ipotesi sono inquietanti, no? Lei ha capito perché è stato chiesto l'arresto da parte del procuratore Cantone. E poi, ancora prima, il procuratore Cantone e il procuratore Melillo, ricordiamoci, antimafia, poi tre cose, anzi, quella lì dell'arresto. Il procuratore Cantone e il procuratore Melillo, cioè antimafia, portano i documenti non a una commissione qualunque, ma alla commissione antimafia. Ci sarà un motivo? Ha capito il motivo e ce lo spiega a noi per cui arriva proprio all'antimafia questa roba qua? Terzo punto, il terzo punto, diciamo, ha a che fare con l'attività di questi qui. Però intanto questi due punti mi sembrano essenziali. Perché l'arresto e perché all'antimafia? E poi voi ascolterete, avete nella possibilità, visto che la Commissione ha gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, ascolterete Striano e Laudati?
Allora, parto dall'ultima. Io sono per ascoltare Laudati e Striano, dopo aver ascoltato di nuovo Cantone e dopo aver finito tutta l'analisi di tutte le carte che ci sono state inviate dalla Procura di Perugia. Parliamo di 11.000 documenti, più sono arrivati altri ultimamente, quindi diciamo veramente la documentazione è immane. Sulla richiesta di arresto è evidente. Voi dovreste chiudervi in casa e fare solo quello, altro che andare in 8 commissioni diverse. Questo è un altro problema che riguarda il taglio dei parlamentari, perché poi io, come ha detto all'inizio, sono anche nella 9ª commissione, che è industria, commercio, artigianato, turismo, agricoltura, aerospazio. Così, en passant. E poi ci sono 11.000 pagine da leggere negli interessi, diciamo, della tenuta dello Stato democratico del nostro paese. Però al netto di questo, perché è sempre un privilegio fare un parlamentare, quindi qualsiasi parlamentare si lamenta, offende tutte le persone che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Quindi no, per carità, fine del mese, però se uno va sul tornio sa cosa fa. Se uno deve leggersi 11.000 pagine e seguire industria, artigianato, agricoltura, commercio, se spara in colpo di testa e fa prima. Diciamo è un momento pesante, anche perché per quel che riguarda lo sviluppo economico stiamo mettendo tante cose in campo, però voglio dire, va bene, no, ma non è che uno si deve piangere addosso, però umanamente è impensabile. Cioè, tutti abbiamo fatto più o meno degli studi, no? Per leggere ci vuole il tempo, per capire ci vuole tempo, per approfondire ci vuole tempo. Non si può fare tutto. Questo richiederebbe una riflessione sul taglio dei parlamentari che abbiamo fatto, perché al netto degli 11.000 fogli che ci sono, diciamo, su questo dossieraggio, io sono in commissione, nella 9ª commissione, ma questo vale per tutti i colleghi, nella commissione nona di industria, commercio, eccetera, abbiamo provvedimenti per circa 3.000 pagine solo questa settimana. Vabbè, auguri. Quindi, auguri soprattutto a noi, perché diciamo parlamentari disattenti non servono a nessuno, neanche al popolo. O disattenti o nell'impossibilità di fare il loro lavoro, perché poi alla fine com'è che fai? Cioè poi devi andare a Pontina, poi devi andare sul territorio, poi devi seguire gli elettori. Vabbè, lasciamo perdere, questo è un altro discorso. Torniamo a bomba, senatore. Abbiamo degli ottimi uffici legislativi, ragazze e ragazzi, che poi sono delle persone eccezionali, ai quali secondo me i politici difficilmente dicono grazie, e invece noi facciamo un lavoro di una figura che tutti i cittadini non conoscono, che sono queste ragazze questi ragazzi laureati che fanno parte, diciamo, degli uffici legislativi che veramente fanno un grande lavoro e ci danno una grandissima mano. E allora l'arresto, perché evidentemente non penso che scappi, non penso che possa reiterare il reato, sicuramente potrebbe inquinare le prove, ma questa è un'opinione, non si evince dalle carte che abbiamo in nostro possesso. Attenzione, perché questo è un dato politico, cioè un magistrato come Cantone e Melillo di complemento, sia detto con rispetto, che chiedono procura competente è Perugia, quindi Perugia chiede l'arresto non di due qualunque, di un ex procuratore antimafia a sua volta come Laudati, procuratore capo a Bari, eccetera, eccetera. Cioè è una roba grave, pesante, mi permetto di dire, inedita per certi versi. Sì, anche perché uno è un finanziere e un altro magistrato. Quindi Laudati è un magistrato e Striano è un finanziere, quindi non due persone che non conoscono la legge. Quindi lei arresto ritiene perché questi potevano inquinare le carte? Sì, c'è il riesame il 12 novembre, doveva esserci il 23 settembre, è stato rinviato il 12 novembre perché la procura ha prodotto altre carte e quindi l'analisi richiede un ulteriore approfondimento. La domanda altra che mi aveva fatto era perché in commissione antimafia, appena venne fuori il bubbone, diciamo così, sia il dottor Melillo che il dottor Cantone chiesero noi ce ne stiamo occupando perché ce l'ha chiesto il procuratore nazionale antimafia. Cioè è stato il dottor Melillo che disse io chiedo di essere audito in commissione antimafia perché è una commissione chiaramente che attiene alla Procura Nazionale Antimafia e abbiamo dei poteri di indagine alla stessa stregua dell'autorità giudiziaria e quindi questo ci può dare degli elementi. Noi abbiamo degli ufficiali di collegamento in commissione della polizia, della via dei carabinieri, della Guardia di Finanza, abbiamo dei magistrati che lavorano per la commissione e quindi abbiamo quegli strumenti tali da poter entrare nel merito delle cose e accertare eventuali responsabilità che fino ad oggi stanno iniziando a venire, ma io aggiungo a livelli bassi, perché secondo me esiste un piano più alto di persone che avevano interesse
a controllare, a spiare persone per bene che nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata, e lo facevano nella Procura Nazionale Antimafia. Ed è pazzesco che tutte queste attività lecite siano avvenute nel palazzo che dovrebbe rappresentare la sicurezza e la legalità per antonomasia nel nostro paese. Ecco, si arriverà, con questo chiudiamo, e la ringrazio per tutto il tempo che ci ha dedicato, senatore Cantalamessa, ma si arriverà a questo livello secondo lei, o siccome, come disse una volta un altro procuratore famoso, Gerardo Colombo, l'Italia è una repubblica fondata sui ricatti, ricatta a me che ti ricatto a te, non si arriva da nessuna parte? Alla Lega nessuno può ricattare perché non abbiamo nulla da venire, e non è un caso che siamo il partito più attenzionato da questi dossier illegali, quindi noi andiamo avanti proprio fino alla fine e nessuno ci fermerà. Bene, allora seguiremo passo passo questa, che mi pare tra l'altro, faccio l'ultima annotazione, questa determinazione non sia patrimonio comune neanche nel centrodestra, o sbaglio? No, devo dire la verità che c'è, magari c'è una differente, un differente punto di vista sullo strumento, sul modo, sulla persona da udire, ma assolutamente c'è una perfetta sintonia nel voler raggiungere la verità. Ci possono essere dei punti di vista diversi sull'audire una persona piuttosto che un'altra, piuttosto che usare uno strumento piuttosto che un altro, però su questo i partiti della maggioranza siamo tutti interessati ad arrivare alla verità. Allora, noi seguiremo passo passo, rincuorati anche da questa sua ultima osservazione circa la determinazione ad arrivare alla verità, il lavoro della Commissione Antimafia, perché ci riguarda tutti, riguarda anche noi. Poi vedremo magari chi sono gli altri spionati da costoro e per quali finalità. Grazie al senatore Cantalamessa, a Gianluca Cantalamessa. Buona giornata, buon lavoro, buona fine di settimana e grazie ancora. Ci vediamo a Pontida. Sì, decisamente sì, grazie a lei, un saluto a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. E allora noi abbiamo solo il tempo adesso di citare così alla rinfusa cosine, cosette, cosacce dai quotidiani di oggi. Sul Giornale di Milano, volete andare a vedere i Giochi Olimpici 2026? Basteranno anche solo 30 euro, scrive il quotidiano Avvenire, per gustarsi una gara dei prossimi Giochi Olimpici invernali. Beh, solo 30 euro. A me mi pare già caruccio il bigliettino, però insomma, solo 30 euro per vedere una gara qualunque non mi pare poco, mentre si parte da almeno 260 per essere tra gli spettatori dell'inaugurazione dentro lo stadio di San Siro, 950 per assistere alla chiusura all'Arena di Verona. Comunque è iniziata la grande corsa, caccia aperta anche ai volontari per i giochi del 2026. Milano Cortina. Su Avvenire però c'è da segnalare, salto di palo in frasca naturalmente, sto facendo segnalazioni degli articoli selezionati per oggi, una gran bella intervista di Massimiliano Castellani a pagina 5 a uno scrittore, Adam Smulevic, ebreo, il 7 ottobre e quel bisogno di tornare. Su noi ebrei c'è un dibattito molto malato, osserva Smulevic. Dopo gli attentati di Hamas avevo una necessità fisica di tornare in Israele per riabbracciare parenti e amici. Attenti a non sdoganare parole pericolose, dice Smulevic. Per comprendere le ragioni del conflitto israeliano-palestinese, andare sul posto, armarsi di obiettività di giudizio e apertura culturale. Doti che Adam Smulevic, giornalista, redazione Unione Comunità Ebraiche Italiane, scrittore di diversi saggi, conferma nel suo libro Israele, Minerva Edizioni, in libreria dal 16 ottobre. Un reportage in luoghi di guerra che è anche un viaggio sentimentale alle radici dell'identità di una famiglia ebraica che al tempo delle persecuzioni nazifasciste scampò alla Shoah grazie all'aiuto di due famiglie di giusti fra le nazioni. Vicenda raccontata in prima persona da mio nonno paterno, racconta Adam Smulevic, in un diario Matti e Angeli, una famiglia ebraica nel cuore della linea gotica, edito da Pendragon, a cura di mio padre Ermanno e degli storici Luciano Ardiccioni e Rosanna Marcato. Il 7 ottobre uscirà una nuova edizione aggiornata di questo diario di famiglia. Il tempo purtroppo veramente tiranno, ma l'intervista è molto molto bella, pagina 5 di Avvenire di oggi. Su Avvenire c'è un'altra intervista interessante, Lucia Capuzzi intervista lo scrittore e giornalista argentino Martín Caparrós. Con i tagli draconiani di Milei, metà degli argentini è alla fame. L'inflazione è calata, ma a quale costo? Il PIL è diminuito e la produzione industriale è crollata. Il problema è la mancanza di alternative politiche.
Sul Corriere della Sera, invece, nel dorso di cronaca locale, Veneta, il Corriere del Veneto, autonomia, l'accelerazione del nord, i dubbi di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria da Calderoli per partire dalla protezione civile, i paletti del ministro Musumeci e l'intervista sul Corriere d'Orso Nazionale al presidente del Veneto Zaia. Una svolta decisiva, nessuna fuga in avanti, ora chiedo fiducia. C'è condivisione sulle prime 6 materie da trasferire alla Regione Veneto. Le critiche dei vescovi, ho visto Zuppi, persona di alto valore, quello che ci siamo detti resta riservato, so affari nostri, dice il presidente Zaia. L'opposizione intanto contro Salvini sulla storia dei guasti delle linee ferroviarie e via dicendo, il ministro si autoassolve, bisogna limitare gli errori umani, imbarazzo del governo, per il PD lui è il responsabile. Per qualcuno in Forza Italia un chiodo non può fermare la rete. E poi c'è la storia della STR 92, la società di ingegneria con un geometra al timone, azienda del Frusinate, che è stata sospesa per la storiaccia dell'altro giorno, con 1,6 milioni di fatturato. E sempre dal Corriere della Sera la questione dell'orario di lavoro, la proposta del PD, il campo largo si restringe ancora, il diritto alla disconnessione sull'orario di lavoro, anche lì litigano all'interno del campo largo che non c'è, mentre per la cronaca lombarda del Corriere della Sera la Guardia di Finanza è entrata nella redazione del quotidiano Il Cittadino di Monza e Brianza. Indagato il suo editore, l'imprenditore Davide Erba, è stato presidente del Seregno Calcio, attualmente vive a Dubai. La procura di Monza ipotizza il reato di bancarotta fraudolenta per lui. Dalla prima pagina del Corriere di Romagna, un tunisino finisce a processo per strada senza scarpe, un ragazzino tredicenne fugge dal padre violento, era tenuto segregato in albergo e l'uomo spariva per giorni. Dal Corriere fiorentino, invece, l'epilogo della cooperativa agricola del Forteto sarà messa in liquidazione per i dipendenti cassa integrazione, a dare l'annuncio il presidente del CDA. In 10 anni il fatturato si è dimezzato. È l'epilogo di una storia dolorosa, perché la cooperativa era legata alla comunità degli orrori degli abusi sessuali su minori fondata da Rodolfo Fiesoli. E lasciamo anche il Corriere fiorentino, vi segnalo sul Fatto Quotidiano 2 pagine da indignati di gusto sulle fritture, le mazzette, gli amici di De Luca che facevano clientelismo come predicava lui. Alfieri, uno dei suoi amici, quello del sì, devi offrire la frittura, devi portare tutti a votare, fai il clientelismo come si deve, è finito in carcere per corruzione. Tutti gli uomini dello sceriffo. Sulla questione di San Giuliano che chiama Boccia ci siamo già soffermati, vi segnalo poi nella rubrica Nordisti sul Fatto Quotidiano di Gianni Barbacetto il chiodo di Salvini, lo stadio di Sala, 2 pesi e 2 misure. Tutti addosso a Salvini, ma a Sala non lo tocca nessuno, scrive Barbacetto, in sintesi un po' brutale ed estrema. Con questo sono le 9:28, ci sarebbero altre cose da segnalare, ve le segnalo rapidissimamente. Sfruttate precarie a 5 euro all'ora, siamo ancora al Fatto Quotidiano, pagina 19, si parla di un mostro sacro dell'industria mondiale, italiana, eccetera, la Ferrero. Sfruttate precarie a 5 euro all'ora. Eccola la sorpresa negli ovetti Kinder della Ferrero, la protesta di chi confeziona i dolci nelle ditte in subappalto, con part-time obbligato. Costiamo meno di un pacchetto di cioccolatini, dicono le lavoratrici e i lavoratori. Il sistema, 700 euro mensili, contratto multiservizi. Ecco come risparmiano. Hai capito che sorpresa nell'ovetto Kinder? Intanto Vittorio Feltri risponde a un lettore che pone il problema del Papa che non è animalista, perché il Papa parla di animali e se ne esce sempre con queste considerazioni che noi umani diamo agli animali troppa importanza, li mettiamo al di sopra dei bambini e nessuno fa più figli. Vittorio Feltri non ci sta e risponde: il Papa compie un vistoso errore, mette in relazione la denatalità col nostro amore per gli animali. Papa Francesco, non animalista, farebbe meglio a dotarsi della compagnia di un gatto, scrive Vittorio Feltri. Tra l'altro va corretto anche il detto lombardo che ho citato prima, non è affatto vero che il cane non fa andare la coda gratis, purtroppo. Il cane, purtroppo per lui molto spesso, per l'animale, il cane fa andare anche la coda gratis, perché fa andare la coda anche a chi gli dà le bastonate, quindi
diciamo che è molto più nobile di tanti umani del comportamento canino, in non pochi casi. Il piccolo di Alessandria, furti, aggressioni, degrado. Uno dice Alessandria si starà da Dio, una cittadina piccola, provincia meravigliosa. Saluti, siamo ostaggio delle baby gang e dei nuovi italianuzzi, i nuovi adolescenti italiani, che altro che cittadinanza. E con questo noi ci salutiamo, abbiamo già rotto le scatole a sufficienza a tutti, tra poco liberamente e parlando liberamente con il direttore responsabile di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, susseguentemente a liberamente a colloquio con Daniele Capezzone. Perciò buon ascolto a tutti, alle 10.30 e passa oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini. Chi avrà ospite andate sulla pagina di Radio Libertà su Facebook e lo scoprite. Se no ascoltate, lo scoprite lo stesso. Grazie a Lorenzo in regia e un saluto a tutto l'orbe terracqueo. Caro Giulio, la sua rassegna stampa di oggi è stata veramente... Perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi. Giusto? Troppo giusto! Esatto.